campane, le bandiere alle finestre, il sollievo di una città che tornava a respirare. Il 12 giugno del 1945 si concludeva a Trieste l'occupazione delle truppe jugoslave del maresciallo Tito, iniziata 40 giorni prima con l'ingresso in città delle forze partigiane. Erano state settimane drammatiche, mentre la guerra in Europa volgeva al termine, Trieste si trovò al centro di una contesa politica e nazionale destinata a segnarne il futuro. Arresti, deportazioni, sparizioni alimentarono un clima di paura e incertezza che avrebbe lasciato ferite profonde nella memoria cittadina. Dopo l'accordo raggiunto tra gli alleati e la Jugoslavia, le truppe titine si ritirarono oltre la linea Morgan. In città entrò il governo militare alleato, accolto da una popolazione che vedeva in quel passaggio la fine di una stagione segnata da tensioni e violenze. La questione del destino di Trieste però era tutt'altro che risolta. Sarebbero serviti ancora anni di negoziati, divisioni e attese prima del ritorno dell'amministrazione italiana, ma per molti triestini quel 12 giugno di 81 anni fa rappresentò soprattutto il ritorno della speranza, dopo 40 giorni che la città non avrebbe più dimenticato. Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste, che è iniziato in maniera leggermente differente rispetto al consueto, proprio per ricordare la data di quest'oggi, e ci sono anche le ormai consuete celebrazioni previste questa mattina con l'alzabandiera e poi questa sera anche con l'ammaina bandiera. Io direi che possiamo incominciare come di consueto a leggere il Piccolo e il Corriere della Sera, ricordandovi quelli che sono i mezzi per entrare in contatto con noi, vale a dire il numero di telefono 040 977 8910 e l'indirizzo di posta elettronica svegliatrieste@tele4.it. Saranno con noi dalle 8 alle 9 Antonio Lippolis e poi dalle 9 alle 10:15 Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL. Lippolis è esponente di Fratelli d'Italia. Rivedremo anche alcuni dei servizi andati in onda nell'edizione di ieri del nostro telegiornale. Ma veniamo alla prima pagina del Piccolo, che adesso ingrandiamo per poter leggere meglio. Allora, subito sotto il titolo: Slovenia, Janša elimina i controlli sui valichi con la Croazia e ripristina Schengen. Lega verso la resa dei conti, aumenta il pressing dei governatori del nord. Assegnati altri 3.000 ettari da coltivare a Prosecco, 850 ai produttori del Friuli Venezia Giulia. Parte la 3 giorni letteraria Book Week Gorizia, tra i primi appuntamenti il libro del fisico Battiston. Il titolo d'apertura della prima pagina è dedicata alla pallacanestro, giorni decisivi. Intanto il club rinuncia alla gara per la gestione del Pallarurbini e attacca il comune. Poi la tregua con l'ipotetico avvio di una delicata trattativa. Ma c'è anche da parte di Mauro, ex Alma, la possibilità di una cordata intenzionata a rilevare la società da Matjasic. Spedita la lettera di intenti, il tempo stringe. Poi ci sono tutti una serie di sommari di cronaca, tra l'altro quello che riguarda i lavori al collettore fognario, mesi senza traffico per via Dalviano. Poi per quanto riguarda le spalle, Medio Oriente, Trump sicuro dell'accordo con l'Iran, pace alle mie condizioni. E ancora, scendiamo un attimo, l'Università di Trieste eccelle in attrattività e occupazione, a 5 anni dalla laurea il 97% ha trovato lavoro. Questa invece è la prima pagina del Corriere della Sera. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. Il Papa e il Mediterraneo, non abituiamoci ad essere il cimitero dei migranti. Il titolo centrale: Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. La Premier all'Unione Europea trovi una sola voce su Kiev, e poi ci sono accuse al Movimento 5 Stelle per una frase definita sessista.
Ah sì, sono incominciati i mondiali di calcio, primo gol dopo 8 minuti, show e festa. Io però mi sono scordato di farvi vedere la pagina del meteo, per cui rimedio subito. Per quanto riguarda la situazione generale, ieri la saccatura si è spostata verso i Balcani portando aria fresca in quota che potrà determinare ancora residua instabilità. Da oggi per qualche giorno rinforzerà l'anticiclone, per cui le previsioni per oggi parlano su pianura e costa di cielo poco nuvoloso, variabile sui monti, di notte di primo mattino sul Carso a Trieste soffierà Borino Bora moderata, poi in giornata entrerà la brezza. Per domani cielo in genere sereno con qualche velatura al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna, venti a regime di brezza. La tendenza per domenica, al mattino tempo stabile con cielo in prevalenza sereno poco nuvoloso, dal pomeriggio variabilità sui monti e in Carnia, variabilità sui monti e in Carnia non sarà escluso qualche locale piovasco e venti di brezza. Allora, cominciamo. Cominciamo dalle pagine interne del Piccolo che si occupano subito della questione Pallacanestro Trieste. Gara per il Palasport, strappo Pallacanestro Trieste ma il comune tratta. La procedura va deserta dopo la rinuncia da parte del club che attacca condizioni economiche e gestionali impraticabili per la sostenibilità. L'amministrazione municipale apre comunque al dialogo con la società. E poi Mauro, Gianluca Mauro, ex AD di Alma, a capo di una cordata di investitori, c'è l'offerta, lettera di intenti per l'acquisizione, cifra per ora riservata, ma i tempi sono stretti. C'è poi anche una questione che riguarda la gestione dello stadio, contratto blindato per la nuova concessione, il comune si tutela su canone, utenze e concerti. Allora, vediamo adesso di occuparci anche facendovi rivedere i nostri servizi, delle due questioni che riguardano il basket, vale a dire il primo passo concreto verso un possibile cambio di proprietà della Pallacanestro Trieste. Gianluca Mauro dunque ha presentato una lettera di intenti per l'acquisizione del club biancorosso. Adesso però è il momento di ragionare come se anche questo fosse un affare, perché dall'altra parte ragioniamo in questa maniera. Quindi quello che mi sento di dire è che io mi impegnerò, quello che io mi auspico è che in questa cosa finalmente si uniscono tutte le forze che ci sono a Trieste e che si siedano a un tavolo e che dialoghino. Io penso che tutte le forze che hanno a cuore questa situazione si devono sedere a un tavolo e con razionalità, come sto facendo io, affrontare la cosa. Lo aveva anticipato a Tele4 il 27 maggio nel corso di un'intervista parlando in termini ottimistici, anzi speranzosi. Oggi la mossa ufficiale è arrivata. L'imprenditore friulano Gianluca Mauro, ex presidente del club con denominazione Alma, ha formalizzato il proprio interesse per l'acquisizione della Pallacanestro Trieste, presentando una lettera di intenti alla proprietà del club biancorosso. La comunicazione è stata trasmessa oggi al Cotogna Sports Group Italia SRL, società proprietaria di Pallacanestro Trieste 2004 SRL, e al presidente Paul Matjasic. Nel documento Mauro rende noto di agire nell'interesse di un gruppo di investitori da lui rappresentato, manifestando ufficialmente la volontà di avviare il percorso per rilevare la società. L'offerta prevede un corrispettivo economico che al momento resta riservato. La definizione dell'importo finale sarà infatti subordinata all'esito della due diligence, la fase di verifica e analisi della situazione societaria che precede eventuali accordi definitivi. Per lo svolgimento delle verifiche, il gruppo guidato da Mauro si avvarrà dell'assistenza dell'avvocato Maurizio Miculan per gli aspetti legali, mentre per quelli contabili si affiderà alla società Usoni e Partners, con il coinvolgimento del dottor Gian Attilio Usoni e del dottor Nicola Tosolini. Nella lettera viene inoltre sottolineata la volontà di procedere con rapidità, compatibilmente con tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie A. Mauro esprime infine l'auspicio di una pronta disponibilità al confronto da parte dell'attuale proprietà, con l'obiettivo dichiarato di individuare la soluzione migliore per il futuro del club. Nelle sue parole emerge il riferimento alla città e alla sua tradizione cestistica, con la volontà di garantire a Trieste quelle soddisfazioni sportive che secondo il proponente la piazza merita. Ora la palla passa al presidente Paul Matjasic.
Adesso invece affrontiamo l'altro problema, vale a dire la rinuncia da parte della Pallacanestro Trieste alla gara per la gestione del Pala Rubini. Il comune chiude il bando deserto, si apre un confronto tra istituzioni e società in vista delle scadenze per la Serie A. La Pallacanestro Trieste ha scelto di non partecipare alla gara per l'affidamento in concessione del Pala Rubini, giudicando non sostenibili le condizioni economiche e gestionali previste dal bando. Nel dettaglio il Comune aveva previsto un canone di affitto pari a 145.000 euro annui, a cui si aggiunge circa 1.200.000 euro di spese di gestione dell'impianto. La decisione, comunicata attraverso una nota stampa del club, si inserisce in una fase delicata dove la società dichiara di essere impegnata nella ricerca di nuovi sponsor e investitori necessari per garantire l'iscrizione e la partecipazione al prossimo campionato di Serie A. Parallelamente il Comune di Trieste, in una propria nota ufficiale, ha fatto sapere che la procedura di gara si è comunque conclusa con esito deserto alla scadenza fissata alle ore 10. Il municipio ha precisato che il bando è stato portato avanti nel rispetto degli obblighi normativi e dei tempi tecnici, anche in relazione alla scadenza del 26 giugno indicata dalla Lega Basket per la presentazione del titolo di disponibilità dell'impianto, evidenziando poi come l'assenza di proposte concrete da parte della proprietà abbia reso necessario l'espletamento della procedura, considerata un passaggio obbligato per garantire continuità gestionale e regolarità nell'utilizzo del palazzetto. Noi ovviamente come amministrazione comunale siamo sempre aperti a tutte le società e in questo caso anche a Pallacanestro Trieste, quindi insieme a loro andremo a percorrere tutte le strade possibili per trovare una soluzione e proprio in questa mattinata ho provveduto già a scrivere alla proprietà, al presidente Mattiasic e ovviamente al suo staff, affinché già all'inizio della prossima settimana, già lunedì, si possa fissare quindi un incontro, anche ovviamente a mezzo call, per capire le strade da intraprendere. Continuiamo la lettura del piccolo. Nelle pagine immediatamente successive alla prima c'è anche l'affondo di Meloni contro Vannacci, tensione alle stelle durante le comunicazioni della Presidente del Consiglio, la leader di Fratelli d'Italia. Non è una vera destra, sta facendo il gioco del centro-sinistra, il vannacciano Sasso risponde, dopo queste accuse adesso è guerra. Allora andiamo al Corriere della Sera. Solito piccolo problema, che invece nella pagina 2 apre con la politica estera. Trump annuncia l'accordo, firma a giorni in Europa. Il presidente evoca attacchi, in serata sospende i raid e torna a parlare di svolta, Teheran resta fredda. Allora, flotte ombra, transponder spenti, così gli alleati statunitensi passano lo stretto. Proseguiamo, vediamo di avere una visione migliore. Scossa dal Qatar per la mediazione, mai così vicini. L'emergenza Hormuz ha pesato, 60 giorni. Gli iraniani, se tutto va bene, festeggeremo soltanto l'ingresso nella fase 2. Dagli asset congelati alle mosse di Netanyahu, cosa resta da chiarire? Gli Ayatollah vogliono garanzie su soldi e sullo stretto, quindi qui c'è anche un punto per quanto riguarda i nodi che rimangono ancora sul tappeto, compreso anche il caso Greggio, il rebus dei prezzi bassi, così come si è adattata l'economia globale. Gladiatori alla Casa Bianca e monete con il suo volto, gli 80 anni di Trump, domenica il compleanno, i paragoni con Biden. Il 55% degli americani crede che la salute di Trump non sia buona per essere presidente. E qui c'è ancora il rendering di questa famosa sala da ballo voluta da Trump al posto della East Wing della Casa Bianca. E il 14 giugno ci sarà anche un incontro di arti marziali miste che si chiama UFC 250 Freedom, credo si riferisca 250 sì, alla celebrazioni per l'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
E qui torniamo così, diciamo così, chiudiamo il cerchio con il piccolo. Voi non siete la vera destra, Meloni accusa Vannacci e l'Unione Europea fa il gioco della sinistra, poi contro i burocrati e Macron, per Kiev serve un inviato dell'Europa. La bagarre, l'insulto del Movimento 5 Stelle sull'uso di ginocchiere e la Meloni risponde: così lei rispetta le donne, al deputato Silvestri. E ancora sempre Meloni: io sono qui senza scorciatoie. Andiamo avanti. Sempre per quanto riguarda la politica, avete fallito, l'Italia merita di più, Schlein e l'opposizione all'attacco, Conte toccherà a noi rimettere in piedi il paese, ma non c'è unità sulle 6 risoluzioni. Renzi, lei e Lady Tax, per colpa del governo l'Italia del mondiale della per colpa del governo l'Italia al mondiale della geopolitica non c'è. Bonelli invece, Verdi, ha trasformato l'Aula in una curva da stadio, mentre nel paese cresce la povertà sociale. Mattarella, l'Europa parli con una sola voce, il sostegno all'Ucraina con l'esigenza di una pace giusta e duratura. Ancora per quanto riguarda Ucraina, il finlandese Stubb o il portoghese Costa, i 2 nomi di Bruxelles per negoziare con Putin, le difficoltà della Russia e le chance sull'intesa, l'incognita Trump. Questi sono i 2 probabili, diciamo così, negoziatori. Proseguiamo per quanto riguarda il Corriere della Sera. Ancora colloqui sul piano europeo, Mosca respinge le proposte, ieri il vertice con 3 ambasciatori, volete militarizzare l'Ucraina, dice la Zakharova. Ancora caos all'interno del governo britannico, Starmer perde un altro pezzo sui fondi per la difesa, lascia il ministro Haley, così non siamo al sicuro, al suo posto Jarvey, anche un sottosegretario si dimette. Alle forze armate servono 18 miliardi di sterline, ne sono stati promessi soltanto 13 e questa è la ragione di questo ulteriore problema che deve affrontare Downing Street. La svolta dell'Unione Europea che c'è stata, ma non basta, invece il commento di Giampiero Massolo per quanto riguarda appunto il ruolo dell'Europa con l'Ucraina. Qui si parla invece di Lega, si parla di Lega anche sul piccolo, raduna Mogliano, la Lega va al vedo, giallo sulla bozza del nuovo statuto, telefonate tra i governatori del nord, Durigon raduna i suoi, Zaia e Fedriga autonomia sospesa, temi e candidature, mercoledì nuovo confronto, a inizio luglio il ritiro in Veneto. Avanti con il piccolo, ma rimaniamo per quanto riguarda, cioè torniamo a parlare di politica estera. Trump cancella i raid sull'Iran, abbiamo trovato l'accordo, si attende la conferma da parte di Teheran e dei paesi mediatori. Il presidente statunitense accelera, la firma potrebbe arrivare nel weekend in Europa, non sarà presente all'incontro, ha dato il mandato al suo vice Vance. Ancora gli ambasciatori da Lavrov, Mosca li gela, siete distruttivi, fallisce lo sforzo diplomatico europeo per provare ad aprire un dialogo, la Zakharova fanno finta di chiedere la pace ma con condizioni inaccettabili, l'Unione Europea scettica sul negoziatore unico, è un gioco di società, Putin non è pronto, e poi Parigi e Berlino vogliono smantellare il SAE di Callas, cioè una revisione del Ministero degli Esteri, diciamo così, dell'Unione Europea.
Per quanto riguarda invece ancora la politica estera, ma la politica estera anche, diciamo così, economica, si è inaugurato il simposio Geo-Adriatico sulle grandi trasformazioni del Mediterraneo, mare, economia e politica, Trieste, cuore delle nuove rotte, dibattito inaugurale sulla resilienza delle catene logistiche e il ruolo strategico dell'Adriatico. La Slovenia intanto elimina i controlli alla frontiera, ripristinato il trattato di Schengen ai confini con la Croazia e l'Ungheria. L'abolizione non diminuirà la sicurezza e i motivi della scelta sono i nuovi visti e il patto con l'Unione Europea. Torniamo al Corriere della Sera, tra l'altro fra un po' dovremmo collegarci con la sala operativa della polizia locale, non rispondono, magari insomma continuiamo, poi vediamo, prima o poi dovrebbero essere liberi. Salvini al Viminale, Lega in pressing, gelo degli alleati sull'ipotesi di un rimpasto, rinviata la resa dei conti, la nordista non cede, il muro dei fedelissimi. Allora, andiamo avanti, c'è anche un'inchiesta a Milano Cortina, indagata una dirigente del Ministero dei Trasporti, turbativa d'asta per Pellegrini, il leader leghista resta la stima. Allora, passiamo un attimo ai nostri servizi di ieri. Per quanto riguarda la cronaca, c'era stato un accoltellamento la sera di mercoledì in via Giulia, vediamo quello che si è saputo. Momenti di paura ieri sera poco dopo le 19:30, il luogo via Giulia all'esterno del civico numero 3. Un triestino riceve una spallata da un'altra persona, straniera, probabilmente di origine domenicana, sui 20 anni, facile concludere si tratti di un Maranza, in evidente stato di alterazione alcolica, la quale dopo essere stata rimproverata per tutta risposta tira fuori un coltello ed infilza la vittima fra il braccio e la spalla, per poi fuggire. Immediato l'intervento di 2 pattuglie della polizia che a sirene spiegate hanno raggiunto il luogo dell'accaduto. Gli agenti hanno interrogato i testimoni, laddove le ricerche in corso del responsabile faranno sicuramente affidamento sulle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti sul posto. La vittima per fortuna ha riportato ferite definibili superficiali, ma una volta di più il fatto riaccende l'attenzione su un ulteriore episodio di microcriminalità che non può non preoccupare. Allora, andiamo avanti con la lettura del Corriere della Sera, legge elettorale 770 emendamenti, la battaglia del Campo Largo, dalla maggioranza 4 correzioni, Renzi la legge non ci piace, ma così chi vince governa. Allora, vediamo di ricapitolare grazie a questi sommari del Corriere. 3 mesi fa il centrodestra ha iniziato a lavorare alla riforma del Rosatellum, approvato nel 2017, per arrivare ad un nuovo sistema per le politiche del 2027. Il centrodestra ragiona su un sistema con un premio di maggioranza per la coalizione vincente, l'obiettivo dichiarato è avere una maggiore governabilità. L'opposizione sostiene che un premio troppo ampio altererebbe la rappresentanza parlamentare e una legge su misura. L'ultimo scontro però è sull'introduzione delle preferenze nello stabilicum, con Fratelli d'Italia che spinge per il sì, causando tensioni anche nel centrodestra. La Premier al Quirinale e la modifica al testo che tutela le prerogative del Capo dello Stato. C'è stato un colloquio informale nelle scorse settimane. Per il centrodestra i poteri degli articoli 67 e 92 della Carta Costituzionale sono salvaguardati. E oggi c'è il battesimo di Progetto Civico che vede assieme, che confesso, non so cosa sia. Abbiate pazienza. Dunque, case di comunità entro giugno, confido nella serietà dei medici, il Ministro lo stop alla riforma, troveremo una soluzione nell'interesse dei pazienti.
Le case di comunità sono un nuovo presidio del Servizio Sanitario Nazionale che secondo il PNRR dovrebbero essere attive entro la fine di giugno. L'obiettivo è quello di rafforzare l'assistenza sanitaria di prossimità. I fondi sono destinati a realizzare nuove strutture o riconvertire quelle esistenti. Andiamo al piccolo, siamo nella pagina che riguarda Istria, Quarnero e Dalmazia, Venezia Lussino in idrovolante. Dopo 100 anni dal primo volo tra le due località, domani l'ammiraglia si libererà in cielo dal Lido. L'iniziativa all'epoca fu della Sisa dei fratelli Kosulic. Metuglio chef per Plenkovic, al resort da 200 milioni, il Premier festeggia l'investimento più grande del turismo del paese, il Pizzal ispirato alla Parenzana. Investì il ladro, pena di 18 anni a Cinzia d'Alpino, verdetto di primo grado ai domiciliari. L'8 settembre la donna venne derubata, questo è un altro discorso, chiedo scusa, venne derubata della borsa e passò 4 volte sul senza tetto responsabile del furto. Violenza a Milano, dichiarazioni spontanee davanti al PM, nessuno stupro, si sono fatti avanti senza aver ricevuto un'informazione di garanzia per mettere a verbale, dopo ciò che era emerso sui media, che da parte loro non ci fu alcun abuso, riguarda il caso di quella studentessa. Allora andiamo avanti, qui siamo per quanto riguarda la politica regionale. Protezione civile e sanità insieme per applicare l'intelligenza artificiale a Villa Manin, confronto fra i professionisti dell'emergenza. Bocciato il referendum sul ritorno delle province, il Consiglio unito su Electrolux, piano industriale da ritirare, e intanto l'ITS Alto Adriatico a Pordenone ha un piano in più. Poi Alma Laurea in Corona all'Università di Trieste, occupato il 97,3% dei laureati a 5 anni dalla fine degli studi. Ce ne siamo occupati anche noi ieri con un servizio che adesso possiamo farvi rivedere. Sono dati più che buoni, che riguardano non soltanto la percentuale appunto dei laureati che trova un posto di lavoro in tempi più rapidi rispetto anche al resto del paese, ma anche per quanto riguarda le retribuzioni. 2 conferenze dedicate ai soci dell'Università Popolare di Trieste, aperte anche ai non iscritti su prenotazione, sono in programma il 16 e 23 giugno all'ITES di Via Pascoli. Gli appuntamenti, guidati dalla docente di Storia dell'Arte Francesca Martinelli, propongono un doppio percorso tra 600 e arte mitteleuropea. Nel corso dell'anno l'Università Popolare ha sviluppato un ampio programma di attività tra autunno e inverno, con iniziative culturali, formative e divulgative. Quest'anno abbiamo voluto innovare un po' anche il rapporto con i soci, abbiamo fatto 4 visite studio, una in Croazia, una in Slovenia, una a Villa Manin, un'altra a Udine. Abbiamo rafforzato anche i legami tra le comunità italiane dell'Istria e i soci che abbiamo, che ricordo sono oltre 700 qui a Trieste. Adesso l'attività però non si ferma, abbiamo fatto i corsi, circa una cinquantina, 45 per l'esattezza, con 600 partecipanti. Il primo incontro, il 16 giugno, è dedicato a Caravaggio Segreto, un'analisi del linguaggio rivoluzionario del pittore tra luce e ombra, con approfondimenti su tecniche pittoriche, indagini diagnostiche sulle opere, uso di modelli popolari e simbologie nascoste, fino alle ipotesi più recenti sugli ultimi anni e sulla morte a Porto Ercole. Parleremo di Caravaggio Segreto, quindi non soltanto illustrando con diapositive quelli che sono i capolavori di Caravaggio, ma anche quelle strane storie curiose che si nascondono dietro i quadri.
sono conferenze di 1 ora e mezza, sono conferenze fatte per i soci ma aperte a tutti, quindi tutti possono partecipare. Il secondo appuntamento, il 23 giugno, è dedicato alla Vienna sul mare, un viaggio nella Trieste tra fine 800 e primo Novecento, tra influenze delle accademie di Monaco e Vienna e nascente modernismo. Al centro i pittori dell'epoca, tra cui Scomparini, Rieti e Veruda, e la costruzione di un'identità artistica sospesa tra cultura mitteleuropea e realtà del porto, con ritratti e paesaggi della città di confine. Allora, non era questo il servizio a cui facevo riferimento, qui si trattava di alcune iniziative dell'Università Popolare. Ritroveremo il servizio sui dati Alma Laurea e l'Università di Trieste quando rientreremo dopo la pubblicità. Allora, rientriamo in studio, ci eravamo fermati di fronte al servizio sui dati Alma Laurea che riguardano l'Università di Trieste, che sono dati più che positivi. I laureati magistrali dell'Università di Trieste a 5 anni dalla laurea si collocano ai vertici regionali e nazionali in termini di occupazione, livello di stipendio e mobilità internazionale durante il percorso di studi. È quanto emerge dal 27° rapporto Alma Laurea che ha analizzato le performance degli studenti laureati nel 2025. In dettaglio, a 5 anni dalla laurea, l'occupazione dei laureati magistrali raggiunge il 97,3%, superando il dato regionale 96,5% e quello nazionale 94,4%, mentre la retribuzione mensile arriva in media a 2.023 euro, 1.977 in Friuli Venezia Giulia, 1.903 in Italia, dati in netta crescita rispetto allo scorso anno, quando l'occupazione di questa tipologia di laureati era stabile al 93%. Le lauree magistrali dell'Università di Trieste si confermano attrattive, il 47% degli studenti giunge da altre regioni italiane, la media nazionale non arriva al 30%, mentre il 6,7% da altri paesi, con una crescita di quasi un punto percentuale rispetto allo scorso anno. Sale anche la quota dei laureati magistrali che hanno partecipato a un'esperienza di studio all'estero riconosciuta dal proprio corso di laurea. Si sale dal 13% del 2025 al 16,1% odierno. A un anno dal conseguimento del titolo, l'87% dei laureati triennali che non proseguono gli studi risulta occupato. Lo scorso anno si registrava l'84,8% contro l'81,2% della media nazionale e l'85,4% del Friuli Venezia Giulia. La retribuzione netta mensile è di 1.543 euro, superiore alla media nazionale pari a 1.491 euro. A confermare l'elevata qualità dell'esperienza accademica a Trieste sono anche i giudizi generali degli studenti. L'89% si dichiara complessivamente soddisfatto del proprio percorso universitario, con valutazioni molto positive anche sul rapporto con i docenti, sul carico di studio e sulle attività e infrastrutture didattiche. Ne avevamo accennato prima leggendo il piccolo alla bocciatura del referendum per le province, in bocciatura avvenuta in Consiglio regionale. Vediamo il dibattito che si è andato a sviluppare attorno a questa problematica. Il ripristino delle province al centro dello scontro oggi in Consiglio regionale tra maggioranza e opposizione. Il centro-sinistra, primo firmatario il PD Moretti, aveva chiesto di indire un referendum consultivo per avere il parere dei cittadini sul tema. Il centrodestra ha bocciato la mozione, anche se non sono mancati distinguo da parte di Fratelli d'Italia, che più volte ha chiesto di riempire di contenuti i nuovi enti elettivi. Credo che questa sia un'occasione persa nel momento in cui da un lato il Presidente della Regione ci accusa di non voler il ripristino delle province elettive perché non vogliamo che i cittadini si pronuncino, ma dall'altro, proprio per questo, avevamo chiesto, e ahimè non siamo stati ascoltati, che il Presidente e la maggioranza appoggiassero questa nostra richiesta. Registro anche che su questo tema, durante il dibattito in aula, non c'è stato l'intervento di nessun componente di Fratelli d'Italia. Evidentemente questo significa in qualche modo una presa di distanza da quello che è oggi l'impostazione del disegno di legge.
l'approccio è stato quello di reistituirle pian piano, quindi per passi, quindi le reistituiamo con questo disegno di legge e poi andremo a fare tutto un lavoro. Noi del gruppo di Fratelli d'Italia l'abbiamo già detto più volte, sicuramente vi è la necessità di un lavoro sui contenuti che queste province andranno a svolgere e funzioni che andranno a svolgere nel momento in cui saranno costituite, ma in questa fase chiaramente un referendum non è assolutamente necessario. È un'occasione persa, ci auguriamo che il dibattito poi proceda comunque in modo quanto più largo possibile, ma ascoltare le persone su un referendum crediamo che sarebbe stata la cosa migliore. Purtroppo il centrodestra non è di questo avviso. Quando hanno abolito le province e hanno imposto ai comuni e ai territori cittadini quel fallimento delle UTI, hanno fatto un referendum? Allora furono sentite le popolazioni, ci fu un momento di partecipazione democratica. Oggi abbiamo assistito a un caso di amnesia politica. Perché non l'hanno fatto allora? Adesso lo chiedono, credo sia una cosa ridicola. Allora, ci sono già delle mail che sono arrivate a svegliatrieste@tele4.it, il numero di telefono è 040 977 8910, vi ricordo che tra un po' sarà con noi Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia, poi dalle 9 alle 10:15 ci sarà il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega. Allora, un telespettatore opina sul termine microcriminalità per quanto riguarda quanto accaduto in via Giulia l'altro giorno, dice definendo quello che è successo microcriminalità si danno attenuanti a quello che è un delinquente, bisogna chiamare le cose con il loro nome. Invece un telespettatore ci chiede di ricordare Sergio Bruno Masset, già restauratore dei civici musei e inserito come collaboratore in vari cataloghi di mostre. Masset se n'è andato il 6 giugno della scorsa settimana, era dipendente dei cantieri navali e del comune, e il signor Aldo Blocar, che ci segnala tutto ciò, parla di un uomo onesto e generoso, sempre orgoglioso del proprio lavoro, soprattutto quando raccontava dei tanti interventi di restauro da lui effettuati per i civici musei. Con un mix di modestia e profondo orgoglio raccontava di aver ricevuto dall'amministrazione comunale di Trieste un riconoscimento ufficiale. Dopo il pensionamento e fino a pochi anni fa ha continuato il proprio impegno come socio dell'associazione di volontariato Città Viva, si recava spesso al Castello di San Giusto dove un tempo lavorava. Il signor Blocar dice: visito frequentemente i civici musei, ogni volta che vedo un restauro ligneo in ferro o un supporto di un reperto in plexigas non posso non immaginare Bruno Masset che con professionalità e maestria effettuava il restauro o il supporto. Il lavoro gli ha dato tante soddisfazioni, forse per questo motivo lo ha sempre messo al primo posto negli impegni della vita. L'onore non era una semplice parola, aveva sempre l'iniziale maiuscola. Chi lo ha conosciuto ed ha cercato per il suo bene di dissuaderlo nel continuare la sua passione anche in tarda età, riceveva in risposta un sorriso sornione che equivaleva, anche senza proferir parola, a un questo sono io e questo è il mio spirito di servizio. Allora, poi c'è un telespettatore che dice: è un autista di mezzi pesanti, il signor Piero, e dice: la necessaria chiusura di via Dalviano per il rifacimento dell'impianto fognario deve essere preceduta per forza di cose da un abbassamento del livello stradale sotto il ponte ferroviario all'ingresso della zona ex Gaslini in via Svevo. Troppi autocarri restano incastrati sotto questo ponte troppo basso, bloccando di fatto l'intero traffico veicolare. Allora, Tele4 l'aveva anticipato già l'altro ieri, partiranno a breve questi lavori di riparazione di questo grande collettore fognario, lavori che andranno a causare la chiusura di via Dalviano per circa 9 mesi. Sono stati illustrati tutti i dettagli dell'intervento con anche le viabilità alternative. Vediamo il servizio.
I lavori di cui stiamo parlando interessano una tratta della via d'Alviano, in particolare quella compresa tra la via Colleoni e la via dei Lavoratori. In questa tratta esiste un pozzo di ispezione alla condotta sotterranea destinata al collegamento fognario di quasi 2/3 della città. È successo che nel tempo questo pozzo di ispezione, sollecitato soprattutto dall'intensificarsi del traffico pesante che sta insistendo sulla via d'Alviano, ha avuto un cedimento e per tutta la sua altezza ha sfondato parte della condotta stessa. Ecco il motivo del maxi intervento di riparazione del grande collettore fognario della parte alta di Trieste, che richiederà circa 9 mesi di lavori, e la chiusura di via d'Alviano da metà luglio, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra le vie Colleoni e dei Lavoratori. Il cantiere sarà avviato da Cegas APS Amga in accordo con il Comune per un costo di 1.300.000 euro. Stiamo parlando di una condotta che transita circa 13 metri di profondità, quindi sarà prevista la realizzazione di una berlinese con profondità di 16 metri, 6 metri per 16 metri di sezione superficiale, e procedere allo scavo che avviene completamente in roccia, essendo che la galleria sottostante è stata realizzata a suo tempo come uno scavo in galleria. Il 20 giugno partiranno i lavori preparatori per la costruzione di una rotatoria all'incrocio tra le vie Doda e Svevo per deviare il traffico. L'attenzione fondamentale è stata posta sul garantire ovviamente lo spostamento dei servizi di emergenza, quindi della vicina caserma dei Vigili del Fuoco, del trasporto pubblico locale e anche dei residenti. Pertanto a partire dalla prossima settimana ci saranno una serie di attività di messa in opera di alcuni miglioramenti alla viabilità, a partire sia dall'asfaltatura dello scalo Legnami in prossimità di via Doda e via Svevo, e sia propedeutici alla realizzazione di una rotatoria, peraltro provvisoria, ma che sarà poi resa definitiva anche dall'autorità di sistema portuale. Anche il trasporto pubblico subirà modifiche. La linea 29 si immetterà su via Svevo da via Lavoratori e la linea 1 transiterà in via Lorenzetti, garantendo ai cittadini di raggiungere il centro commerciale. Allora, anche per rispondere alla richiesta di una telespettatrice, vi ricordo quelli che sono gli appuntamenti collegati alle celebrazioni per il 12 giugno, ovvero l'anniversario della fine dell'occupazione titina di Trieste. Alle 9 in Consiglio Comunale vi sarà una commemorazione, alle 10 in Piazza Unità all'Alza Bandiera, alle 10:45 al Parco della Rimembranza la deposizione di una corona alla lapide che ricorda l'evento, e infine alle 18 la Main Bandiera solenne. Allora, andiamo per quanto riguarda il piccolo e poi subito con un nostro servizio al progetto Scintille per la rigenerazione dei rioni periferici San Giacomo, Balmaura e Giarizzole, via ai programmi di riqualificazione. Ieri c'è stata appunto la, chiamiamola, presentazione, insomma un bilancio, vediamo quello che è successo. Tuttavia nei quartieri che vive la maggior parte della nostra gente, la maggior parte dei nostri cittadini, e credo che la politica debba occuparsi soprattutto dei luoghi dove vivono la maggior parte dei cittadini, perché Trieste non è Disneyland e nemmeno Las Vegas. Così Claudio Giacomelli sintetizza la logica alla base del progetto Scintille messo in atto dal Comune di Trieste in seguito ad un finanziamento regionale promosso da Fratelli d'Italia. Attraverso un contributo di 2.450.000 euro, Palazzo Sipario ha individuato 2 realtà cittadine sulle quali intervenire. A San Giacomo, secondo una logica che metterà a sistema gli elementi di pregio presenti nella zona, ma che ancora necessitano di essere conosciuti. In particolare il Giardino Basevi, il Giardino Pinkerle e l'ex centro civico di via Caprina. Si porterà all'attenzione anche della circoscrizione stessa la sua riqualificazione, o in una nuova sede della circoscrizione oppure in una casa delle associazioni, sostanzialmente delle sedi associative, quindi sarà oggetto anche di ovviamente valutazione con i consiglieri circoscrizionali competenti. Nel quartiere di Balmaura Giarizzole si è guardato invece a 3 luoghi per potenziare la mobilità.
in un'ottica comunque complessiva che interverrà anche sul tessuto sociale delle zone coinvolte. Soprattutto a Valmaura poi si intende valorizzare anche quei percorsi dell'architettura contemporanea che esistono, con molti edifici che sono anche di pregio, quindi la qualità architettonica non è riservata al centro cittadino, ma anche in luoghi che sono apparentemente più semiperiferici. Nel corso dell'estate i particolari del progetto saranno divulgati nei singoli quartieri da esso interessati. Scintille inquadra al meglio il concetto di rigenerazione urbana. Non è solo lavorare sullo spazio fisico, per cui sugli edifici, sullo spazio pubblico, al fine di darne qualità, ma è soprattutto lavorare anche sulla comunità, perché abbiamo tematiche che sono legate alla marginalità, sono legate a problematiche anche di sicurezza urbana. Allora, nuovi agenti, turni H24 drone, la città è in via di cambiamento, la polizia locale si adegua. La polizia locale appunto si prepara a festeggiare il 164esimo anniversario della fondazione del Corpo, in programma sabato 13 giugno in Piazza Verdi, tracciando il bilancio degli ultimi 12 mesi. Tra le principali novità figurano l'introduzione del servizio H24, il completamento dell'armamento degli agenti, l'assunzione di 21 nuovi operatori, la nascita dell'unità cinofila e l'impegno del primo drone appunto per le attività di controllo e di sicurezza. Tra i numeri divulgati presentando l'appuntamento di domani, nel periodo considerato la polizia locale ha rilevato quasi 2.000 incidenti stradali, identificato oltre 3.500 persone nei controlli antidegrado e gestito più di 49.000 chiamate alla sala operativa. Durante la cerimonia saranno premiate 7 operazioni particolarmente meritevoli svolte dagli agenti sul territorio. Allora, eccolo. Totem multimediali per raccontare Opicina aspettando il tram. Sono 8 le postazioni installate dal Comune su input della circoscrizione che approfondiscono la frazione principale in piazzale Monterè davanti alla Trenovia. Allora possiamo far vedere il servizio. Opicina si presenta ai turisti, ma anche ai residenti, con un itinerario che unisce memoria storica, paesaggio carsico e strumenti digitali. Il nuovo percorso turistico-culturale realizzato nell'ambito del progetto Trieste Metro e promosso dalla seconda circoscrizione Altipiano Est mette in rete alcuni dei luoghi più significativi del rione e li rende accessibili sia sul territorio sia online. L'itinerario comprende 8 tappe, segnalate da nuovi totem informativi presentati oggi in piazzale Monterè. Ogni punto offre contenuti storici e curiosità, creando un percorso unico che racconta l'identità di Opicina. I luoghi sono consultabili anche sul sito Trieste Metro, dove i testi sono ampliati con approfondimenti aggiuntivi e risultano georeferenziati per facilitare gli spostamenti dei visitatori. Tra le tappe figurano Piazzale Monterè, con riferimenti anche alla stele di Zinzendorf e al tram di Opicina, il monumento ai caduti e la strada per Vienna, la chiesa di San Bartolomeo, la stazione ferroviaria, la chiesa di Villa Carsia e l'obelisco con la strada napoleonica. La questione di questi totem, che inizia appunto con questo progetto Opicina, nasce un paio di anni fa. Qua siamo di fronte alla strada di Vienna, strada che 120 anni fa collegava appunto Trieste e Vienna, che tuttora la collega perché era un asse importante, no? Poi sono cambiate le cose, la storia ha stravolto questi luoghi, ma Opicina è rimasta una via importante, soprattutto con l'abbattimento ai confini, e ha dei ricordi storici, delle realtà ambientali, perché no anche architettoniche, eccetera, importantissime. E quindi abbiamo pensato di organizzare una rete di conoscenza, una rete anche culturale e turistica. Altre cose appunto abbiamo fatto in altre zone della città, ma questa è quella che, diciamo così, apre la strada. Oltre ai totem fisici, il percorso è disponibile in formato digitale sfogliabile e tramite l'app Trieste Metro, scaricabile gratuitamente per Android e iOS. Allora, il piccolo fa riferimento anche alla 3 giorni dedicata, dalla 3 giorni della CGIL, turismo in espansione però rimangono salari bassi, precarietà e sfruttamento, questo è l'argomento al centro della prima giornata, credo ieri pomeriggio se non mi sbaglio, comunque ne parleremo anche di questo diciamo così, con il nostro secondo ospite che è il segretario provinciale della CGIL Massimo Marega.
Andiamo avanti, siamo arrivati alle pagine che anticipano cultura e spettacoli per quanto concerne il Piccolo, che si concentra sulla maratona di eventi per il Bloomsday, in programma appunto il prossimo 16, se non mi sbaglio, di giugno. Oggi invece al ridotto del Teatro Verdi si celebrano gli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti. Bene, ancora torniamo al Corriere della Sera, che oggi abbiamo letto meno del solito. C'è stato un incidente che ha coinvolto, per fortuna senza conseguenze, Pier Silvio Berlusconi e invece qui c'è spazio anche per i disordini anti-immigrazione che riportano Belfast a 30 anni fa. Crimini razzisti li definisce il ministro Ben, i quartieri più caldi sono quelli unionisti. Andiamo un attimo, cerchiamo, ecco, ne abbiamo parlato prima anche leggendo il Piccolo, investì e uccise il ladro con il SUV, all'imprenditrice pena di 18 anni. Per i giudici fu un omicidio volontario, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo. La Corte ha escluso l'aggravante della crudeltà, la donna è ai domiciliari. Invece qui si parla dell'omicidio di Pierina Paganelli. Non andrò via dall'Italia, dice l'uomo che è stato assolto dalle accuse. Non andrò via dall'Italia, dice, rimarrà nel nostro paese. Anche qui c'è però, mi pare, un appello. Il Corriere della Sera poi fa il punto, forse qualcuno ricorderà il fatto che era accaduto 3 anni fa a Firenze, in un ex hotel divenuto, diciamo così, uso il termine forse improprio, rifugio. Gli avvistamenti e le vie di fuga, il mistero di Cata sparita dall'ex hotel occupato, nuove ricerche nei video. Dalla pista della droga al racket degli alloggi, l'inchiesta è a un punto fermo. La famiglia non si arrende e il legale chiede i filmati di 81 telecamere. Papa Leone ai migranti, mi inchino davanti a voi, la dignità non ha confini. Questo durante il viaggio in Spagna. Questa è l'intervista con Katie Latorre, legale specializzata in diritto antidiscriminatorio. E poi anche per quanto riguarda il Corriere della Sera siamo arrivati alle pagine di economia che, consentitemi, io salto a pie pari. E per quanto riguarda invece le questioni che hanno a che fare con la cultura, Lucia ha un sogno senza Renzo, esce un libro di Claudio Paglieri che si intitola Le promesse spose ed è una sorta di storia segreta e coraggiosa che prende lo spunto dal romanzo di Manzoni. Per quanto riguarda invece gli spettacoli, c'è un'intervista con Helen Mirren, dice Zalone fa un'ottima pizza, reciterei con lui. Per quanto riguarda Israele, sapete che è riemerso su Instagram o insomma sui social un'aggressione che la Mirren subì credo semplicemente per aver fatto un film su Golda Meir. Dice Israele ho amici ma si sta autodistruggendo. Ancora Irama a San Siro dopo tanta gavetta, sarà un giudice di X Factor, vengo dai talent e ho l'esperienza giusta. Vabbè, se questo è sufficiente.
Poi andiamo alle pagine, andiamo allo sport del Corriere della Sera, così chiudiamo. Canzoni e proteste, via al ballo del gol, la cerimonia d'apertura fuori dall'Azteca, si manifesta però per lo stipendio, l'Italia sta a guardare e vabbè, ormai ce ne siamo fatti una ragione. I nordamericani hanno vinto contro il Sudafrica, però ci sono stati 3 espulsi. Calcio e politica, perché poi anche di questo si tratta. Iran fra pressioni e tensioni, divieti per giornalisti e tifosi, escluso Azmoun, 14 visti negati, noi più forti delle difficoltà. La sfida dell'UEFA, la Supercoppa all'arbitro somalo escluso, Artana è stato scelto per Paris Saint-Germain, Aston Villa. Proseguiamo. Toronto, gli italiani a vedere la Bosnia carissima nemica. Scozia in ansia, McTominay non si allena prima di Haiti. L'esordio degli Stati Uniti, Pochettino punta alla finale, possiamo vincere. L'Inghilterra, sfida tempeste e tornadi, non siamo noi favoriti ma possiamo anche vincere. Biglietti troppo cari, la Germania paga il viaggio in pullman a 600 tifosi. Avanti, poi qui finalmente usciamo, c'è un'intervista con Kimi Antonelli. Non è l'ora di rilassarmi, vinco perché non ci penso. Le mie scuse al principe, non so di che cosa si parla, credo ci sia stata qualche cosa. Sì, è andato dritto sul podio senza salutare i principi, insomma, vabbè, sono cose che anche succedono. Ribaltone Juve, è finita l'era Comolli, paga anche il gelo con Spalletti. E poi siamo arrivati alle pagine finali che riguardano la televisione. Allora, adesso andiamo in pubblicità, poi credo sia già arrivato nei nostri studi il primo dei nostri ospiti, Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Allora, pronti per il primo ospite della giornata, che è Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Grazie per essere tornato nei nostri studi. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui intervenire. Svegliatrieste @ è invece l'indirizzo di posta elettronica. Prima di incominciare a leggere alcune mail, ridiamo l'appuntamento di questo pomeriggio alle 18:30. Alle 18:30 nella sala Piccola Fenice, che tra l'altro io credo che molti triestini non sappiano dov'è, e voglio dare un paio di indicazioni, visto che è una sala anche molto bella. All'inizio di via San Francesco, salendo sulla destra, sul marciapiede di destra, prima della galleria, c'è questo palazzo e c'è questa entrata con una sala molto, molto ampia, dove ci sarà questo interessantissimo dibattito, perché insomma il porto con la sua logistica è un asset importante della nostra città, e saranno presenti il Presidente delle Ferrovie dello Stato Tommaso Tanzilli, quindi la prima volta credo che viene a Trieste. E il segretario generale dell'autorità portuale del nord Adriatico, del nord-est Adriatico, Natale Dittel. Quindi sarà un dibattito interessante, si vedrà quali sono le prospettive, tra virgolette, io credo dal punto di vista logistico, visto che il collegamento tra Ferrovie dello Stato e il porto di Trieste ha avuto sempre bisogno di un supporto, tra virgolette, o stradale o ferroviario, perché era il porto insomma di molti paesi del centro Europa, e quindi in questo senso bisogna essere competitivi con Capodistria, bisogna essere competitivi con altri porti del nord Adriatico, penso a Venezia, anche se il porto di Venezia per quanto riguarda i trasporti merci mi pare che è molto inferiore come spostamenti a Trieste e Capodistria, e quindi vedremo cosa avranno da dirci. Quindi io invito
tutti i cittadini che sono interessati a questo tema, intanto a visitare questa bella sala che per molti, io per esempio fino alle iniziative degli ultimi tempi di Fratelli d'Italia, questa sala sinceramente non la conoscevo, quindi è una sorpresa. Particolare è anche modulabile, sì, per certi aspetti. Quindi... E soprattutto tutti coloro che hanno a cuore l'interesse economico della nostra città a partecipare a questa iniziativa, perché è molto importante che ci sia il Presidente delle Ferrovie dello Stato, insomma, e il Segretario Generale molto probabilmente lo sentiremo anche in altre occasioni, però sentire un confronto tra l'autorità portuale e le ferrovie credo che sia una cosa molto interessante. Volevo dirti che mi fa molto piacere di essere qua con te questa mattina, sono tutti molto bravi qua a Sveglia Trieste, sono venuto centinaia di volte, però la prima volta che sono venuto a Sveglia Trieste c'eri tu, quindi è una ed era 10 anni fa d'estate, 2016. La trasmissione più o meno quella, cioè, sono 10 anni. Sono 10 anni, era il 2016, mi ricordo che mi incontrasti in Piazza Unità e mi hai detto insomma vieni a Sveglia Trieste, ho detto no, allora viene, mi ricordo che era una giornata del mese d'agosto, quindi a 10 anni mi fa piacere di ritrovarti, ma sono tutti molto bravi, Laura, Bernardo, Marco, sono sempre venuto molto volentieri qui, però trovarti oggi d'estate è una cosa che mi fa piacere perché mi mette alla mente insomma dei ricordi di quando ero più giovane. Allora, poi un'altra cosa voglio dire, oggi è il 12 giugno, ho chiesto abbiamo ferie. già anche delle domande su questo, ma prego. Sì, è il 12 giugno oggi, è una giornata che per molti triestini rappresenta un po' come per altri il 25 aprile, quindi una giornata della liberazione. Ho chiesto ferie perché voglio festeggiare in pieno questa giornata. Credo che sarebbe anche giusto, visto che comunque per molti triestini questa è veramente una giornata importante, chiederò al mio partito Fratelli d'Italia se è possibile fare una proposta insieme al Consiglio Comunale di far diventare questa giornata un po' come il 3 novembre, no? San Giusto, quindi una giornata dove gli uffici pubblici sono chiusi, dove le scuole, magari il 12 giugno le scuole sono forse già chiuse per molti, però insomma chiudere gli uffici pubblici, dare il rossetto, chiamiamolo così, sul calendario di questa giornata che per molti triestini è molto importante, credo che sarebbe una cosa che non sarebbe insomma sbagliata. Però vediamo insomma se si può fare, se ci sono degli ostacoli. Ricordo che la manifestazione di questa sera è organizzata da Fratelli d'Italia, della Piccola Fenice. Della Piccola Fenice. Altro argomento che volevo dire, volevo stigmatizzare il comportamento ieri, visto che stamattina guardavo la conferenza, la rassegna stampa di molti siti televisivi riguardante i vari giornali, cosa scrivevano oggi e come raccontavano le notizie del giorno. Siccome ieri secondo me c'è stato un fatto molto grave in Parlamento dove un parlamentare dei 5 Stelle ha offeso in maniera molto sessista, tra virgolette, perché parlare di ginocchiere in un luogo istituzionale come il Parlamento, offendendo l'unica presidente donna di tutta l'Europa, credo, la prima soprattutto in Italia, no, forse ce n'è ancora qualcuna perché se non sbaglio in Finlandia c'era già una presidente del Consiglio. In Francia, però il Mali è meno. Sì. Comunque, senza ombra di dubbio, la prima presidente donna del governo italiano dal dopoguerra in poi, dalla Repubblica in poi, offenderla con delle parole, io mi aspettavo che molti giornali, tra virgolette, non orientati o orientati a sinistra stigmatizzassero questa cosa, invece ho trovato questa cosa nelle prime pagine soltanto dei giornali di destra. Allora, siccome molto spesso la sinistra si permette in maniera molto ipocrita di dire che a destra siamo tutti molto rozzi e di organizzare delle manifestazioni a favore dei diritti civili, contro il sessismo, contro l'omofobia, contro il razzismo, l'antiviolenza, però quando succedono fatti come quelli di Torino, per esempio, che non hanno niente a che fare con questo fatto qui, dove viene attaccata in maniera molto violenta la polizia, stranamente non c'è mai la solidarietà da parte delle forze di sinistra per fatti di questo genere. Allora io credo che se il fatto di ieri fosse avvenuto a parti inverse con un parlamentare di destra che avesse offeso, faccio un esempio, la segretaria del Partito Democratico, io credo che Landini sarebbe scesa in piazza probabilmente promuovendo per i giorni futuri, che ne so, un sciopero generale, convocando tutte le femministe d'Italia per gli atti rozzi da parte di parlamentari di destra, che ci sarebbero stati giorni
giorni e giorni di fiumi, di inchiostro sui giornali su questa cosa qua, invece molto probabilmente domani di questa cosa qua non se ne parlerà più. Ecco, ma questo per mettere in evidenza un fatto che chiaramente non cambierà le sorti del nostro paese, però per dimostrare ancora una volta l'ipocrisia della sinistra che dice e predica alcune cose, però dopo alla fine non si comporta di conseguenza. Allora, riassumo il senso di un paio di mail che riguardano il 12 giugno. Vediamo se dice come ogni avvenimento storico la giornata di oggi potrebbe essere divisiva, la percezione cambia in base alle storie personali e familiari di ciascuno. Beh, insomma, cioè, voglio dire, i titini sono venuti a Trieste, hanno fatto di tutto di più, c'è la storia delle foibe, insomma tutte storie da raccontare più volte, quindi credo che c'erano migliaia e migliaia di persone in piazza, la città era felice, quindi non era una percezione divisiva, era tutti coloro che volevano in qualche maniera parlare di libertà, parlare di Occidente, erano tutti felici ed erano tutti in piazza, quindi non è divisiva. Io credo che tutti quanti noi, se siamo oggi come oggi in Italia, felici di essere in una situazione italiana e di non aver subito il comunismo jugoslavo, che è andato avanti non fino al 1945, ma è andato avanti anche oltre, negando delle libertà ai cittadini e facendo delle oppressioni, dobbiamo essere felici di questa data e della liberazione del 12 giugno del 1945. Allora, a suo tempo qui cambiamo argomento, poi c'è una cosa che mi riguarda, ma allora faccio subito la roba che riguarda me, così la tiro. Allora, dice, mi chiede, siccome io sono di origini istriane, chiede se la mia famiglia sia riuscita ad ottenere la restituzione dei propri beni abbandonati con l'esodo, in caso contrario quali ostacoli ha incontrato. Qui si apre una porta molto particolare, perché mio padre, quasi per una sorta di scelta, non volle più avere nulla a che fare dal punto di vista anche burocratico con quello che lasciò in Istria. Forse una scelta, come dire, fu una scelta forse miope per certi aspetti, ma siccome io ho sempre ritenuto che su certi argomenti non volevo scalfire la corazza che mio papà si era costruito, perché probabilmente gli costava parecchio tornare su certe cose, non ho mai voluto... Ma Umberto, su questa cosa qua ricordo ai telespettatori, ricordo anche a me stesso, che molti dei beni che sono stati abbandonati quella volta sono stati poi, tra virgolette, privatizzati, sì, dagli stessi filotitini, dagli jugoslavi del tempo, e molti di questi beni sono stati poi regolarizzati dal governo jugoslavo e quindi sono passati di proprietà, e quindi è stato molto difficile risalire, tra virgolette, cioè risalire è facile perché uno torna nella propria terra e dice quella casa era mia, però dimostrare il fatto... Io credo doveva avere un bosco in quelle parti. Sì, una percentuale probabilmente molto bassa di italiani è riuscita a rientrare in possesso, ma soprattutto perché erano beni appunto che magari non avevano nessun interesse economico, sì, e quindi il bosco, il terreno è rientrato nelle proprietà di molti italiani, pagando e soprattutto affrontando delle pratiche burocratiche anche molto lunghe. Molte delle case, dei beni abbandonati di quell'epoca invece sono stati regolarizzati dal popolo jugoslavo, che se ne è fregato assolutamente della situazione umanitaria e, tra virgolette, dei vari diritti internazionali, si è presa le cose, ha fatto domanda al governo jugoslavo e il governo jugoslavo poi ha regolarizzato le cose, quindi è stato tutto molto difficile. Però la parte centrale è questa. A suo tempo il centro-sinistra sbagliò a non interpellare i cittadini sull'abolizione delle province. Attualmente il centrodestra commette, secondo questo telespettatore, lo stesso errore nel reistituire questi enti. Due torti non fanno una ragione. Ma allora, il comune gestisce e opera fattivamente sul proprio territorio. La regione fa le leggi
però tra la regione e i comuni c'è tutto un mondo da gestire che abbiamo visto benissimo non può essere gestito né dai comuni né dalle regioni, quindi un ente intermedio serve. Serve, e lo dice anche la sinistra, perché non è che ha abolito le province, al posto delle province non ha messo niente, ha messo le UTI, che però si sono dimostrate fallimentari, e quindi quando sono stati messi in campo dei provvedimenti che sono dimostrati peggio di quello che è stato abolito, mi pare logico e ovvio ridare la parola ai cittadini e fare in modo che si ritorni a quello che non era probabilmente un ente perfetto, ma che si può sicuramente migliorare, che si deve assolutamente potenziare, ma che è necessario per gestire le strade, per gestire le scuole, per gestire il turismo, perché io lo dico tante volte, quando arriva una nave per esempio da crociera nel porto di Trieste, non vedo per quale motivo non ci debba essere un coordinamento, che può essere sicuramente provinciale, per portare gli utenti di queste navi per esempio a Muggia, per esempio fargli vedere il Carso, e quindi c'è bisogno di riempire di contenuti questo ente, che però non può essere sostituito assolutamente né dai comuni né dalle regioni. È anche probabile, adesso vado un po' così, che molto probabilmente ci fossero state ancora le province, ci sarebbero state meno lungaggini, ad esempio per quanto concerne il ponte di Campanelle. Posso immaginare, però... Ma quello sicuramente. Però adesso ci sono le EDR, allora io chiedo a un cittadino se si deve rivolgere ad un ufficio delle EDR, non sa nemmeno dove sbattere la testa, perché sembra qualcosa di virtuale, cioè sembra un qualcosa che è cascato non c'è un rappresentante dei cittadini insieme all'EDR. Sì, non la vedi come... Non la vedi, però sì. L'EDR gestisce comunque dei soldi pubblici che non si vedono, che se vengono gestiti male non hanno un responsabile, tra virgolette, che mette la faccia nei confronti dei cittadini, quindi io credo che la prima cosa sacrosanta da fare è ridare la parola ai cittadini per fare in modo che i cittadini abbiano un punto di riferimento per cui rivolgersi sia per gli applausi ma anche per i fischi. Poi c'è un'altra domanda su questo tema, ma la facciamo la pongo dopo, adesso diamo spazio alla telefonata. Buongiorno. Buongiorno, Padre Franco. Buongiorno, ciao. Allora, parlando per questo riguardo quello che è successo ieri in Parlamento, no? Sì. Insomma, diciamo che il clima non è proprio dei migliori in questo ultimo periodo politico che abbiamo in Italia e non solo. Ma qua non voglio fare il punto normalmente su Tele 4, ma volevo anche fare in maniera di anche fare una sensibilità che il giornalismo nazionale in tanti casi fermenta tutta questa situazione e poi siamo sempre là, non si fa più politica e anche la gente comune è diventata, per me sta sbagliando, sta diventando tifosa da curva a nord sulla politica e questo non aiuta quel che riguarda veramente invece i problemi da discutere. Altra roba lì poi posso dire l'affermazione che ieri è stata fatta da quelle del 5 Stelle, penso alla risposta alla ginocciata alla cacciapata dalla Premier che lo ha abissato in 3 secondi su quel che aveva detto lui. Però io volevo un'altra roba dire, guardate ragazzi che quello che sta succedendo a Belfast non è come si può dire, un segnale positivo per quel che sta succedendo. Guardate che può succedere in questo momento qua, in Europa, non a Trieste o in Italia, ma sta succedendo una situazione molto pericolosa e questo a mio avviso sarà a domino e succederà in tante località europee e dopo anche probabilmente anche in Italia. Stiamo arrivando a un limite di sopportazione sociale e questo naturalmente l'italiano sa viva, ma in tanti paesi in Europa comincia a essere veramente una situazione che non ha più, come si può dire, poi succedere robe molto molto brutte. Okay. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie. Allora, due considerazioni. Spunti, insomma. Ma insomma, diciamo che ho messo in evidenza, è chiaro che la Premier Giorgia Meloni è molto brava, ha dato una risposta correttissima al rappresentante dei 5 Stelle dicendo vi indignate se mi chiamano signor Presidente del Consiglio e non vi indignate e non protestate se usano un termine sessista che fa pensare a tutt'altro, quali il termine appunto che riguarda le ginocchiere, e quindi due pesi
pesi e 2 misure, quindi molto brava, ma insomma non ha bisogno che lo sottolinei io, questo lei sa difendersi benissimo da sola. Per quanto riguarda Belfast, hanno scelto la città sbagliata probabilmente, perché Belfast è una città abituata a queste cose, non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e di conseguenza probabilmente i fatti di sangue che sono capitati nell'ultimo periodo in questa città hanno fatto in modo che ritornino in mente alcuni fatti del passato e loro sanno come sbrigarsela da soli. Però diciamo un'altra cosa, certo è, e questa è una considerazione che mi viene da fare, che dove non arriva la giustizia, dove non, la gente in qualche maniera cerca di farsi giustizia da soli. Non è una cosa bella, però quando uno vede che, faccio un esempio, a seguito di un fatto di sangue la persona viene scarcerata, dice ma non è possibile, ma scusa, è stata ferita una persona, questa si trova magari in condizioni gravi o ha perso un occhio e questa persona dopo 2 mesi, dopo 3 mesi la ritroviamo di nuovo in circolazione. Allora quindi, ed è per questo motivo che si fa un appello tante volte anche alle altre forze, non soltanto alla politica, perché secondo me le leggi oggi come oggi sono le leggi sempre del passato. Molto probabilmente bisogna fare in modo che queste leggi vengano messe seriamente in pratica e che non si trovino ogni volta delle attenuanti per fare in modo che queste persone vengano messe in libertà subito, perché se no dove non arriva la giustizia c'è la tentazione da parte, lo so che non è una cosa giusta, però succedono anche queste cose qua. L'impulso emotivo da parte della popolazione è quello di farsi giustizia da soli. Che è gravissimo tra l'altro, perché insomma... Allora, ritorniamo al vecchio western, no? Dove il sceriffo cercava di metterci una pezza, però soccombeva sempre, insomma. È un po' sì, tra l'altro è anche vero che probabilmente in quella realtà, specialmente appunto Belfast, Irlanda del Nord, eccetera, probabilmente, come lasciava intravedere anche il telespettatore, covava qualcosa sempre, diciamo così, sotto qualcosa di nascosto, insomma, probabilmente, perché fa un po' paura quello che è successo, fa paura tutto, sia quello che ha scatenato che quello che poi è successo dopo, perché anche l'immagine che si vede di questo fermo che sta per sgozzare un... Sì. Non sono cose piacevoli, no. Io credo che questa sia una strada di non ritorno, nel senso che purtroppo le maglie ormai sono abbastanza aperte ed è difficile risolvere delle situazioni che ormai stanno prendendo largo e secondo me il centrodestra un po' in tutto il mondo sta cercando di mettere in pratica tutti i mezzi che ha a disposizione per limitare il problema. A me viene da ridere quando qualcuno dice leviamo le forze di polizia ai confini perché costano troppo. Secondo me costa troppo l'accoglienza, quindi spenderei più soldi per fermare e per limitare il problema piuttosto che per accogliere, perché mi fanno più paura e più senso i 9.200.000 euro che noi diamo ogni anno all'ICS piuttosto dei soldi che spendiamo per le forze al confine. È chiaro che come nella pesca ci sono le reti a maglia larga e le reti a maglia stretta, le forze di confine, le forze di polizia al confine molto probabilmente paragonate alle reti da pesca sono delle reti a maglia larga e quindi è chiaro che passa qualcuno, però qualcuno viene fermato, qualche pesce tra virgolette più grosso viene fermato, tanti pesciolini piccoli passano per la rete, però meglio fermare qualche pesce più grosso, nel senso grosso non di importanza ma di dimensione, piuttosto che fare in modo che passino tutti, e questo è il senso della cosa. Qualcosa bisogna fare, tanti dicono non servono niente le zone rosse, certo che non sono risolutive del problema, però meglio che ci sia una forza di polizia nelle piazze, non che non ci sia. A me spaventa sinceramente un giorno che vinca la sinistra qua a Trieste,
con i problemi che abbiamo adesso dei Maranza, con i problemi delle cose, perché loro molto probabilmente, loro sono molto domboschiani, tra virgolette, cerchiamo di educare, cerchiamo di fare, però nel frattempo succedono disastri, noi vediamo ogni giorno quello che succede. Allora è chiaro che serve anche l'educazione, ma serve anche un po' di repressione. Certo è che la repressione si può fare fino a un certo punto, perché noi abbiamo anche una carta costituzionale da rispettare, abbiamo delle regole europee da rispettare, quindi non si può andare in un'unica direzione, bisogna andare in due direzioni, però io credo che il centrodestra, un po' in tutta Europa, un po' in tutto il mondo, sta cercando di mettere in pratica tutte le armi, poche, tante, non sicuramente risolutive, che ha a disposizione. La sinistra di questo non farebbe, e questo mi spaventa molto, nel caso un giorno dovesse vincere la sinistra anche qua a Trieste. Allora, sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno al suo ospite, sono Gino. Buongiorno. Noto che l'ospite è molto loquace. In Gran Bretagna il problema è che è il paese più islamizzato d'Europa e adesso i nodi vengono il pettine, perché la legislazione della Gran Bretagna si è praticamente imbastardita con concetti islamici e quindi adesso il popolo, invece quello originale, non ce la fa più a assistere a questo degrado, e questo si spargerà in tutta Europa, perché sta succedendo con ritmi diversi, però in tutti i grandi paesi europei, compreso anche il nostro, solo che non si vuol prendere atto della situazione, e questo è molto grave. Ma io volevo dire un'altra cosa. Il signore ha detto che per le province bisogna andare a interpellare i cittadini. Quando siamo entrati in Europa nessuno ci ha interpellato. Allora sulle cose piccole bisogna chiamare il cittadino, sulle cose grosse invece no, si fa di testa propria, e quando si fanno disastri su una cosa e sull'altra la colpa è sempre degli altri. Invece è la politica che fa cazzate, scusate, non pensa a quello che fa e le fa in leggerezza, perché tanto i soldi sono della comunità, non di quelli che decidono, e questa è una vergogna. Bisogna essere coerenti, pensare bene le cose prima di farle. Grazie e buongiorno. Allora, facciamo così, rispondiamo dopo la pubblicità che incombe, non vorrei interrompere la risposta, ma anticipiamo di un minuto la pubblicità, poi rispondiamo. Allora, abbiamo una telefonata in linea, però dobbiamo... Sentiamo la telefonata, magari poi rispondiamo a tutte e due. Forse può essere che abbia anche lo stesso argomento. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Edi. Buongiorno. Argomento completamente diverso. Nel senso, mi riferisco ai lavori di asfaltatura della salita di Greta. Sì. No? Allora, ci sono dei tombini livellati in una maniera stupenda. Ci sono altri che hanno delle infossature di 2-3 centimetri. Dico questo perché sono passato con lo scooter e ho rischiato, mi ha dato una sbandata. Allora mi chiedo se questi tombini verranno rialzati oppure rimarranno così, perché sono pericolosi. No, allora volevo segnalare un po' qualcuno che guardi questo problema, perché stanno facendo un bellissimo lavoro, no? Perché prima era una strada veramente un carri armati, no? Però ci sono dei tombini che sono ancora affossati e con lo scooter insomma, mi ha dato una sbandata pericolosa. Ecco, per fortuna non andavo forte, no? Ma ecco, volevo segnalare questo. Ha fatto bene a segnalarlo. C'è un problema consimile con il quale io ho a che fare ogni giorno venendo al lavoro in via Fabio Severo, poco prima dell'incrocio con via Romagna. C'è come si può dire, un rammendo, un rattoppo, insomma, non so tecnicamente come si chiama, piuttosto largo, per dire la verità, anche lì non è livellato. E si è creata una fossa. E si crea una... No, ma siccome ci stanno proprio lavorando, perché stanno completando tutta la parte anche più alta, via Cisternone, quella parte lì. E dice magari possono tornare... Ok, perfetto. Sì, no, ecco, volevo segnalare, perché adesso non so se questi qui verranno ripristinati e rialzati, ma lì il cantiere è finito perché sono passate d'altra parte, magari quello rimane in quella... ma è un problema
È un problema non da poco, per dire la no, verità. siccome ci stanno lavorando, insomma, dei tombini perfettamente livellati, proprio bravi, no? E alcuni non so per quale motivo ci sono delle difficoltà, non ho capito. Sarà mancare il catrame. È pericoloso. No, capisco benissimo. Siccome ci stanno lavorando, stanno facendo tutto nuovo, no? È un peccato già avere delle infossature con questi tombini che possono essere pericolosi, no? In questo senso. Grazie. Niente, una segnalazione, no? Grazie. Darci un'occhiata. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci, grazie. Allora, possiamo una rispondere una segnalazione puntuale, questa precisa. Allora, bisogna fare centinaia di chilometri di asfaltature nuove ogni tot anni. È chiaro che molto probabilmente le imprese, per accelerare i tempi, non è che grattano perfettamente tutto quello che c'è sotto. In molte zone viene coperta, chiaramente coprendo in molte zone i tombini restano sotto, quindi bisogna avvisare la Cegas o chi è di gestione di questi tombini per fare in modo che vengano rialzati, quindi la segnalazione è corretta. Dico una nota a margine di questa cosa, perché ho sentito una dichiarazione di un consigliere comunale in queste giornate e diceva: ecco, asfaltate tutte le strade della città perché ci sono le elezioni il prossimo anno. Allora, se non si fanno le cose perché non si fanno, se si fanno un anno prima delle elezioni perché si fanno per far campagna elettorale, però dopo, quando si fanno i lavori in via d'Alviano che creano dei disagi ai cittadini, non ci vengono a dire ma create dei disagi ai cittadini proprio prima della campagna elettorale, quindi perderete qualche... Si fa quello che si può e si fa nelle occasioni che si può e si fa quando si deve fare, perché molto probabilmente i lavori di via d'Alviano sono in questo momento necessari ed è chiaro che si crea un disagio per i cittadini che abitano nella zona, così come è chiaro che i chilometri di asfaltatura a Trieste sono talmente tanti che bisogna spalmarli in 4-5 anni e capita che anche l'ultimo anno si facciano molti lavori di asfaltatura. Comunque sono stati messi ancora altri 3 milioni, se non sbaglio adesso, per fare per marciapiedi ed altre cose. Rispondiamo alla domanda del telespettatore. Sì, mi diceva, io non è che dicevo che bisogna interpellare i cittadini, questo lo chiedono quelli di sinistra per fare un referendum eventuale, se una consultazione popolare se sono d'accordo con le province o non sono d'accordo con le province. La mia era un'altra considerazione, ed è una cosa giusta, che comunque il cittadino abbia sempre un punto di riferimento politico da lui eletto, da lui tra virgolette messo lì, per fare in modo che dia delle risposte puntuali. Se invece è la stessa politica o delle regole che sono poco chiare, che nominano altri personaggi a capo di istituti che sono un po' evanescenti, come possono essere le UTI di una volta o le DR di adesso, il cittadino non ha un punto di riferimento concreto, preciso, un nome su cui in qualche maniera interagire. Quindi ecco, io credo che se il cittadino vota l'Ippolis, a un certo punto ha tutti i diritti di chiedere al sottoscritto cosa stai facendo tu in provincia, cosa fate per la strada, tra virgolette, che va da Trieste a Opicina. Ecco, credo che questo sia una cosa, insomma, da valorizzare e da riportare nelle giuste dimensioni. Allora, facciamo vedere intanto, chiedo scusa a chi è in linea, ma c'è una mail che è abbastanza curiosa. Dunque, ce la invia una signora che abita in via Pasteur, credo sia a Melara, in pratica. Melara. No? Allora, è costretta a stare con le finestre chiuse perché in corrispondenza della camera dei suoi bambini c'è un alveare di api e questo è ciò che si vede, insomma, quindi come potete vedere la cosa è abbastanza seria, insomma, perché voglio dire devono stare con le finestre chiuse per evitare che le api entrino nella stanza dei bambini. La signora ha già fatto richiesta all'ATER di un intervento e insomma sollecita l'ATER a intervenire. Io ho chiesto nel frattempo, sono andato un attimo su internet per capire come bisogna fare e dice che allora dunque ci si può rivolgere ad un apicoltore locale che spesso può recuperare gratuitamente o a basso costo questo sciame, insomma così, alle associazioni di apicoltori, al comune che può indicare il servizio competente o addirittura a una ditta specializzata in disinfestazioni. Io ricordo che ho avuto anch'io un problema
con questo è molto comune del genere, sì. E le api si erano sistemate nel cassone esatto, nel cassone delle tapparelle. Sì. E per una buona parte del pomeriggio non sapevamo chi ci abbiamo chiamato questo, non è competenza nostra. Secondo me, con un gesto piuttosto sciagurato ma efficace, mio papà si è bardato di asciugamani, coperto, eccetera, ha preso sta roba e l'ha scaraventata fuori dalla finestra, eccetera. È un problema, anche perché non si ha un riferimento preciso a cui... Ma Umberto, è un problema e poi caso per caso bisogna considerare le situazioni in maniera diversa, perché c'è può esserci un problema nel cammino, per esempio, e allora a quel punto, se nel cammino, bisogna chiamare come si chiamano? Gli spazzacamini. Se è un problema esterno difficilmente raggiungibile, a quel punto bisogna chiamare i vigili del fuoco. Quindi diciamo che a seconda della situazione non c'è un intervento. Se è un problema interno alla casa, probabilmente bisogna chiamare... In questa foto si vede dove è posizionato questo alveare, e se ne nota anche una certa consistenza ad essere... Poi bisogna vedere se sono api, se sono vespe, perché se sono api fa anche peccato, tra virgolette, disinfestarle, se sono vespe invece si ha meno pietà, tra virgolette. Quindi... Forse, signora, io comunque chiamerei i vigili del fuoco, e forse magari loro forse avranno avuto già ulteriori richieste in tal senso, e forse sono più adatti a segnalare una soluzione, perché mi rendo anche conto di questa famiglia che sta con le finestre chiuse, giustamente. Che è una situazione veramente di grande disagio, questo sicuro. Allora, c'è un'altra telefonata, chiedo scusa se ho fatto attendere, buongiorno. No, nessun problema, dottor Bosazzi, buona giornata a lei. Buongiorno, signor Claudio. Antonio Ripoli. Buongiorno, buongiorno. Ciao caro, ci sono state molte prese di posizione, mi piace evidenziare, sulla sanità, perché la sanità prima o dopo tocca a tutti, del dottor Walter Zalucar, e sia sulla sanità catinara, sia sull'uso degli elicotteri, quindi la spesa, e soprattutto, Antonio, la battaglia fondamentale da tempo che porta avanti lui, assieme anche a Songiusto Trieste, di portare una linea del 118 da Palmanova a Trieste. E quindi che ne pensi te, se è fattibile, e se può, dottor Bosazzi, invitare a sveglia Trieste il dottor Zalucar. Grazie per le risposte. Prego. Ma sì, allora, io mi sono fatto un'idea che al di là del numero telefonico, che può essere il 112 o il 118, l'importante è aumentare le autoambulanze, perché molto spesso il problema grosso non è tanto la telefonata, la telefonata dura un minuto e mezzo, ed è chiaro che il fatto che ci sia un centralino che dopo ti passa all'addetto, al medico di turno che ti dà delle indicazioni, quello ti fa perdere sicuramente un po' di tempo, ma la maggior parte del tempo che viene perso in certe occasioni, io ho chiamato un'ambulanza, un giorno c'era un signore che è caduto in viale 20 di settembre, ha battuto la testa, veniva un sacco di sangue, l'abbiamo chiamato e siamo stati un minuto e mezzo al telefono. Il problema grosso è che è stato un quarto d'ora, 20 minuti dopo per arrivare l'autoambulanza, perché ce n'erano 3 nella zona e tutte e 3 erano impegnate. Quindi secondo me, al di là del fatto che è importante avere un numero telefonico diretto, che fa risparmiare sicuramente un minuto, ma è importante avere un'ambulanza in più, 2 ambulanze in più, in modo che ci sia sempre qualcuno a disposizione per arrivare nei 5, 6, 7 minuti, perché è chiaro che nessuno potrà mai volare e arrivare in tempi necessari. È bene che ci siano delle persone competenti dall'altra parte che ti diano delle indicazioni, perché in caso di infarto, ad esempio, se uno chiama l'ambulanza, che arrivino in 5 minuti, che arrivano in 10 minuti, ma se non c'è un massaggio cardiaco, molto probabilmente quella persona non ce la farà mai. Quindi l'importante secondo me è un aumento di personale sanitario e quindi un aumento anche di ambulanze sul territorio. Allora, c'è un'altra telefonata? Buongiorno. Sono Franco Saludine, buongiorno signor Lipoli, è 2 anni che io batto per mettere il metal detector. Perché non si mette il metal detector? Non lo so io.
sarebbe una sicurezza per tutti i cittadini, è un aiuto per le forze dell'ordine. Un metal detector non è grandi cose, non è un Duomo di Milano da mettere in piazza lì a Trieste, è una cosa da 20 centimetri per 5 per 1 per 2, non di più, che sta nella tasca dietro come il portafoglio. Perché non si batte questo è stato messo nella riviera di San Saba? Perché non si può mettere anche in piazza? Perché? Mi dica perché. Ecco, il perché. Lei vuole essere responsabile, gli altri devono essere responsabili, però lei, come responsabile di queste cose, perché non si mette? Me lo dica. Okay. Grazie, mandi. No, a parte sono responsabile di me stesso, non sono responsabile dei metal detector o della sicurezza a Trieste. Mi farebbe piacere molto probabilmente dare un contributo fattivo, però insomma voglio dire, non ho questa... No, secondo me, allora, intanto non sono un tecnico e quindi posso rispondere su quello che penso io. Credo che il metal detector, se uno se lo mette in tasca da una parte o dall'altra, suona dall'inizio fino alla fine, perché mi viene da pensare che quando vado in aeroporto mi fanno levare la cintura, mi fanno levare le chiavi di casa, mi fanno levare qualsiasi cosa di metallica, probabilmente sto metal detector in tasca ad un poliziotto suonerebbe dall'inizio di quando operano fino alla fine della sera. È chiaro che in certi posti serve, perché è un segnale d'allarme e quindi di conseguenza a questo segue poi una perquisizione. Però credo che se la polizia non usa questo strumento è perché in effetti molto probabilmente lo trova inutile o perlomeno lo trova utile soltanto in determinate occasioni, ma questa è una risposta non da addetto ai lavori. Non da addetto ai lavori. Allora, questo telespettatore invece dice: volevo segnalare il degrado delle strade per quanto concerne il verde, costiera e fino a Monfalcone, fatevi un bel giro e documentate. E poi, più questa, ho sentito che il PD vorrebbe fare un referendum per il ripristino delle province, ma la cosa ormai è andata tramontata. Dice: non ho mai sentito però nessuno che spieghi quanto costa fare una tornata elettorale e da dove vengono presi questi soldi. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. 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 Mi sentite? Sì, prego. Sentivo parlare appunto voi che parlavate del 118 piuttosto che 112, la chiamata okay, per appunto problemi sanitari, no? Però è un problema serio, perché anche se avete intenzione di mettere un'ambulanza non ci sono infermieri e non ci sono neanche assolutamente sanitari per metterli in ambulanza, quindi siamo sempre lì, gira che te gira, siamo sempre lì. Soltanto questo volevo dire, e sono una sanitaria, quindi so cosa parlo. Ok. Tutto qua. Grazie signora. Disturbo, ma... No, fatto bene anche a specificare, perché insomma si torna sempre... Si torna sempre lì, senza considerare poi la denatalità che porta ad un invecchiamento della popolazione, l'allungamento della vita, quindi l'aumento delle case di riposo, le assunzioni di OSS e di infermieri nelle case di riposo, la richiesta appunto di personale sanitario, la poco attrattività, tra virgolette, della laurea di infermiere da parte dei giovani, cioè i giovani quando si iscrivono all'università, oggi come oggi, probabilmente scelgono altre facoltà e quindi non ha un'attrattiva particolare. Io credo che bisogna, ma questa è un'opinione mia personale, che bisognerebbe ritornare al passato, come c'era una volta la scuola Ascoli, non so se ricordi Umberto, che era una scuola di formazione professionale per infermieri, e fare in modo che non sia una specializzazione, tra virgolette, universitaria quella di fare l'infermiere, perché in effetti c'è bisogno di una figura intermedia tra il medico e le OSS, no? E quindi alcune pratiche potrebbero essere anche fatte da un nuovo personale e da una nuova figura, ma questa è un'opinione mia personale, che dico, per fare in modo di creare un'attrattività per i pochi giovani che nascono e per i pochi giovani che vogliono entrare in questo campo professionale. La prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bosaccia, lei è il suo ospite. Buongiorno. Volevo dire, riguardo le api, mi era successo un caso simile, ho chiamato i pompieri, me l'hanno risolto in 10 minuti. Ah, ok, ecco, potrebbe essere una soluzione. Una cosa bruttissima è a vedere questo grande alveare
perché poi le api riconoscono il loro allevatore, non vanno via con tutti, perché si poggiano sul braccio della persona se fuggono da un alveare. Quindi so che è peccato ucciderle, però l'unica cosa da fare sono i pompieri. Ecco, giusto appunto, come dicono quelli che parlano bene. Tanto grazie signora, però la signora che ci aveva segnalato appunto la questione dice: sono già intervenuti i vigili del fuoco e anche l'apicoltrice, essendo api che sono protette. Mi hanno detto che deve intervenire l'ATER con un'autoscala perché l'alveare è molto in alto, così l'apicoltrice può togliere via l'alveare e l'ape regina e gli operai dell'ATER chiudono il buco nel cemento in modo che non ritornino. Quindi bisogna che si muova, bisogna che si dia una mossa all'ATER a questo punto, mi pare di capire, insomma, sperando che, ripeto, avvenga nel modo più, insomma, nei tempi più rapidi possibile, insomma. Sì, poi ho visto, ci sono varie situazioni, come dicevo prima, situazioni anche molto diverse. Ho sentito gente che ha risolto il problema con degli spazzacamini, altri che hanno risolto il problema, non so se è presente Umberto, ci sono quei ragazzi che si arrampicano con le corde, come no. Con le corde che o si calano tra virgolette dal tetto con delle corde, erano tutti bandati chiaramente con dei mascheroni. E che qua ci sono api, sono protette anche, quindi bisogna cercare di portarle via, ma d'altro canto l'apicoltore, se l'ape se si trova sulla grondaia, tra virgolette, anche lui deve, tra virgolette, rivolgersi a qualcuno. È un problema. È un problema, perché poi queste api o entrano, tra virgolette, dal camino, o entrano dalla finestra e, come nel tuo caso, si mettono all'interno delle serrande, o se no si posizionano in un modo o nell'altro intorno alle finestre. Credo che la situazione più facile è quando entrano in casa, perché quando si trovano invece in una posizione, non puoi aprire proprio le finestre, devi tenere le finestre sempre chiuse, perché sennò prima o dopo ti entrano dentro. Invece se entrano nel camino, bene o male, prima o dopo la situazione si risolve. Certo che c'è una situazione di soggezione anche a muoversi per casa sapendo di questa situazione, però insomma il problema in un paio di giorni credo all'interno si possa risolvere. Allora magari lo seguiremo anche, vedremo le varie, speriamo di non doverlo seguire e che si risolva, però dove non dovesse risolversi, insomma. Allora sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Buongiorno Bosacci, buongiorno al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, devo fare una promessa, non sono né di destra né di sinistra, ma mi limito a guardare i dati reali. Spendo tempo e soldi per essere informato sui dati, di conseguenza che dopo no, alla fine telefonata mi si applichi un'etichetta, perché è una cosa che veramente mi irrita proprio, no? Allora, il gentile ospite parlava della denatalità, diciamo italiana, sul fatto che diciamo, gli ospedali non ci sono posti per infermieri appetibili, eccetera, eccetera. Nella realtà dei fatti non è una questione di, come ha detto il gentile ospite, perché il centro-destra è impegnato a mascherare e nascondere la realtà dei fatti. E questo lo si può dimostrare abbastanza tranquillamente con un minimo di preparazione. Nella realtà dei fatti il perché, ad esempio, la sanità va male è perché per due motivi. Uno, perché ce lo chiede l'Europa di privatizzare la sanità. Uno. Secondo motivo, per i costi esorbitanti in cui il sistema Italia è impegnato nella guerra in Ucraina. Voglio ricordare un paio di cifre, dopo chiudo. Dunque il 0,35% del PIL deve andare in spese belliche per l'Ucraina. Voglio ricordare che spenderemo nei prossimi anni 100 miliardi di euro per le spese belliche dell'esercito e della Bomber Line, e voglio ricordare che abbiamo speso fino ad oggi come sistema Europa 1.500 miliardi di euro per una guerra che fondamentalmente, che non si dica, poi logicamente diranno di sì, come sono abituati, diciamo, a mascherare di solito, per una guerra che non ci interessa. Il punto è che questa guerra, senza contare, diciamo, i profughi ucraini qua in Italia e in Europa, che invito i telespettatori a notare che non se ne parla, però ci sono, hanno dei costi veramente esorbitanti, perché veramente li trattiamo nell'oro più assoluto. Fatta questa premessa,
il drenaggio che questa guerra in Ucraina è riarmo dell'Europa, il riarmo italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Queste risorse vengono prese esattamente dalla sanità, dalla scuola, dalla salute, eccetera, eccetera. Se noi vediamo una buca in città indirettamente, è anche per questo riarmo che l'Italia scelleratamente ha scelto di seguire. Grazie, buongiorno. Prego. Ma no, avrebbe ragione il telespettatore se la spesa sanitaria regionale fosse scesa negli ultimi anni, invece sale ogni anno, di anno in anno, e quindi di conseguenza assolutamente non è che i soldi della sanità vengono poi spostati per la guerra in Ucraina. Le guerre non piacciono a nessuno, io mi auguro che l'uscita di Trump, l'ultima uscita, anche perché lui è un po'... bisogna starci dietro, è un po' difficile. Sembrerebbe che sia procinto di firmare un accordo con l'Iran, quindi io mi auguro che almeno quella guerra termini, abbia fine. Credo che anche la guerra in Ucraina non possa durare in eterno, sono già 4 anni, e guerre che vanno oltre i 4 anni a memoria, adesso non me ne ricordo. Tempi recenti quantomeno. Poi tra l'altro da quello che sento in giro hanno una difficoltà enorme sia gli ucraini che i russi a trovare dei giovani che vadano sul fronte, perché ne stanno morendo veramente tanti, perché noi ci impressioniamo tante volte quando sentiamo che in Libano muoiono 10 persone, a Gaza ne muoiono 15, 11, 12, in Ucraina ne stanno morendo centinaia di migliaia di ragazzi ucraini e russi, che molto probabilmente non sanno nemmeno per quale motivo stanno facendo questa guerra, perché i giovani non credo che hanno tutto questo patriottismo all'interno della guerra tra Ucraina e Russia. Molto probabilmente gli ucraini sì, perché gli ucraini si sentono in qualche modo, ma i russi che sono al fronte lì dicono ci hanno mandato a combattere, combattiamo una guerra che avremmo fatto sicuramente a meno. Credo che la situazione, quindi prima o dopo, mi auguro in tempi brevi, entro la fine dell'anno si risolva anche lì, e che insomma i soldi vengano destinati, i soldi europei soprattutto, vengano destinati a questioni economiche che noi subiremo e stiamo subendo grazie appunto anche a queste guerre, ma che non sicuramente dipendono dal nostro paese. È chiaro che l'Europa si deve dare una forma più composita, deve avere un ruolo non solamente notarile, perché leggevo le dichiarazioni di questa mattina di Trump che dice che l'accordo verrà firmato in Europa. Insomma, facciamo da notai, non veniamo mai coinvolti, però la firma la fanno qua da noi. E insomma non è una però cosa... lui non ci sarà. Lui non ci sarà, ma non so se non ci sarà perché probabilmente ancora l'accordo non è chiuso. Speriamo bene, dai, speriamo che il futuro insomma ci riservi un mondo di pace con uno sviluppo sicuramente più naturale. Qui c'è una mail che chiede una risposta, dice: allora, il sindaco di Osoppo, riguardo al salvataggio sul fiume Tagliamento, una coppia era scesa nel greto del fiume con l'auto ed è stato mobilitato anche l'elicottero. Il primo cittadino chiede di poter presentare il conto a chi non tiene in considerazione i segnali di divieto e di pericolo. Le chiede se è d'accordo o meno. Ma allora, l'intervento di un elicottero di elisoccorso, se ricordo bene, costa intorno ai 10, 12, 15 mila euro, praticamente quella è la cifra che naturalmente va a gravare sulla comunità. Io credo che non si possa automaticamente far pagare il costo di un elicottero delle persone che sbagliano, credo che però ci debba essere da parte di qualcuno una norma che se uno fa un reato del genere, com'è quando uno fa pipì per strada, no? Che paga, se non sbaglio, da 500 a 3.000 euro nel Comune di Trieste. Ecco, ci debba essere per ogni situazione una multa da pagare per chi sbaglia, e quindi anche in quel caso magari dire: guarda che se fai questo, se entri in questo campo devi pagare 2-3 mila euro di multa. Quello si può fare. Mandare il conto dell'elicottero, insomma, automaticamente non si possono far pagare sui cittadini i costi vivi che ci sono, però mettere delle multe, delle sanzioni. Credo che per ogni cosa abbinare una sanzione. Scrivi sui muri 3.000 euro, vai in un posto sul tagliamento dove non devi andare, 5.000 euro. Ecco, credo che questo si possa fare invece. Se no succede come è successo con gli svizzeri, che hanno mandato il conto ai feriti
e alle famiglie anche di Beh, quella è una cosa molto tristissima, perché quando hai a che fare con la sanità... Quello è oggettivamente... Vabbè. Grazie ad Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia per essere stato con noi. Ricordatevi questo appuntamento alle 18:30 questa sera in Sala Piccola a Fenice, dove si discute di porto e di ferrovie. Adesso andiamo in pubblicità, poi sarà con noi il segretario provinciale della CGIL, Massimo Marega. Grazie Umberto. Grazie. Allora, secondo ospite di questa puntata di Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, che ringrazio per essere venuto a trovarci. Prima immagino di andare al Teatro Basaglia del Parco di San Giovanni, perché è in corso la 3 giorni della CGIL. È un appuntamento che ormai si ripresenta. Da quanto tempo l'avete? Ma allora, intanto buongiorno a tutte e a tutti e ringrazio voi dell'invito. Allora, se non sbaglio, noi stiamo portando avanti le 3 giorni da circa 9-10 anni. Ah, parecchio. Nel senso che prima le avevamo in un altro luogo, le avevamo deciso di predisporla presso la Casa delle Culture di Prosecco, che sia dal punto di vista logistico che anche dal punto di vista ludico ci garantiva, diciamo, determinati riscontri. Poi abbiamo fatto una scelta, se vogliamo, anche di carattere politico-sindacale. Abbiamo voluto spostarci a San Giovanni per quello che quel luogo rappresenta. Sostanzialmente, al di là dell'aspetto logistico, il Parco di San Giovanni è meraviglioso e tutta la zona intorno al posto delle Fragole si presta meravigliosamente, diciamo, a dibattiti sia col Teatro Basaglia ma anche col Roseto. Ecco, però penso che più importante ancora sia il messaggio che esce sostanzialmente da quel luogo, che ha rappresentato, come posso dire, una rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione basagliana, ma anche insomma tutti i passaggi successivi che dovremmo anche saper conservare, per cui la nostra scelta è stata una scelta voluta, vediamo anche naturalmente un determinato tipo di riscontro e proviamo a concentrarci in questi 3 giorni su tutta una serie di dibattiti, di confronti, sia su temi che riguardano aspetti territoriali che su temi generali. Insomma, anche... Allora, poi avremo modo anche di approfondire uno di questi temi al quale abbiamo accennato prima durante la rassegna stampa. Allora, c'è già una telefonata, poi c'è una mail. Sentiamo la telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Laila. Buongiorno. Ieri ho assistito all'apertura della 3 giorni. Si è parlato di Trieste e di turismo. Mi sente? Sì, prego. Ok, si è parlato appunto di Trieste, di turismo, si è parlato appunto Massimo ha aperto i lavori, si è parlato di affitti, di salari bassi e niente, sono intervenuti sia la nostra nazionale CGIL Monia Caniolo, Stefano Lonza e anche Chiara Coletti, che ha portato una relazione interessantissima, nostra segretaria Filcamp, con dei dati dell'IRES. Ecco, io su questo appunto volevo intervenire, visto che sono una lavoratrice del turismo, diciamo che la Chiara appunto ha fatto questa relazione appunto dicendo che sarebbe interessante intervenire con un tavolo dove ci siano tutte tutte le realtà interessate, insomma. Esatto. Ecco, su questo è intervenuto anche il nostro, come si chiama, Stefano, mi sembra, aiutatemi con i nomi, Stefano Lonza, il quale appunto il presidente... è interessato assolutamente a questo tavolo. Però ha portato avanti anche un discorso dove appunto diceva che non c'è più cuore in questo lavoro. Ecco, io su questo volevo intervenire, non ho potuto farlo ieri, vorrei intervenire oggi dicendo che le persone che lavorano nel turismo il cuore ce l'hanno, lavorano per 700 euro al mese. Ormai chi non ce l'ha questo cuore non può farlo, perché semplicemente o siamo costretti poi a trovarci un altro lavoro e lavorare in nero o in grigio, passando magari anche
da un lavoro all'altro, da una parte della città all'altra, ma purtroppo a fine del mese il cuore non lo possiamo portare a tavola. Cioè è un modo di ragionare, secondo me, un po' vecchio. I nostri ragazzi studiano, cioè il nostro lavoro non è un lavoro che ti inventi, abbiamo delle realtà, delle scuole, sia a Grado ma anche a Trieste, dove i nostri ragazzi vengono fuori consapevoli delle loro opportunità, con sicurezza di quello che possono fare, di quello che valgono, ma se poi alla fine del mese si portano a casa 1.000 euro, loro non possono farsi una vita. Quindi sì, il cuore c'è, però secondo me manca la voglia di cambiare le cose. Il tavolo che ha proposto la Chiara Coletti è giusto, ma bisogna ritrovarsi. Apro una parentesi, si è parlato anche di mele marce. Le mele marce ci sono sempre state, sia dalla parte dei lavoratori, ma anche, e lo sappiamo, dalla parte dei datori di lavoro, perché se no non esisterebbe il lavoro nero. Quindi l'unica cosa intelligente da fare è mettersi al tavolo e cercare di risolvere le cose, questo dico. Ok. Vi ringrazio. Grazie, adesso riflettiamo anche su questo, perché ci sono due spunti, più di uno spunto che vale la pena affrontare. Insomma. Allora, intanto saluto lei, la telefonata non era programmata, non ci siamo messi d'accordo, ma penso che invece sia particolarmente interessante e anche la persona sia particolarmente interessata rispetto a come si è sviluppato ieri il dibattito. Io partirei intanto da questo. E questo ho avuto già modo di spiegarlo più volte. Non c'è una posizione preconcetta da parte della CGIL rispetto allo sviluppo turistico. Ieri era presente anche l'assessore Rossi nel dibattito serale, quindi dibattito pomeridiano tra parti sociali, dibattito serale con la politica. Allora, cosa è emerso sostanzialmente? Intanto noi il nostro giudizio lo formuliamo sulla base di una attenta analisi dei dati. L'IRES ci ha fornito tutta una serie di dati che confermano alcune questioni. Uno, noi siamo di fronte ad una città che si sta sviluppando in maniera forte dal punto di vista turistico e di alcuni altri settori affini, ad esempio la ristorazione. I dati questo ce lo dicono in maniera chiara. Il commercio invece segna qualche punto di difficoltà, ma probabilmente dovuto alle vendite online e dovuto allo sviluppo della grande distribuzione. Quali sono i flussi turistici? Ad esempio la permanenza media di 2,6 giorni all'interno della città di Trieste, la più bassa a livello regionale, ma non lo dico in tono polemico, è abbastanza naturale perché probabilmente i dati di Gorizia e di Udine fanno riferimento a strutture turistiche come Grado e naturalmente Lignano o la parte della Carnia, insomma i monti, che ti permettono naturalmente il fatto che i turisti risiedano qualche giorno in più all'interno di quei comprensori. Il tema vero è ciò che naviga e ciò che produce direttamente e indirettamente lo sviluppo turistico a Trieste. Questo noi abbiamo chiesto sostanzialmente ai nostri interlocutori, cioè partendo da un ragionamento. Io non posso imputare all'assessore Rossi di sviluppare il turismo, è chiamato esattamente a fare questo. Quindi l'assessore Rossi e questa amministrazione ha colto un'opportunità e effettivamente l'ha colta, i numeri ci dicono questo. Poi si può discutere su dove andare, quale sia. Il tema vero è qual è la direzione di sviluppo per i prossimi anni della nostra città. Cioè noi siamo una città composita fatta da più settori merceologici di riferimento, penso alla logistica portuale, connessa alle attività retroportuali, bancarie, assicurativi, tanta naturalmente attività del settore pubblico, c'è il settore dello sviluppo turistico. Il tema è che il moltiplicatore di attività, quello che noi vediamo, poi parleremo anche dei dati, quello che produce in termini reddituali il turismo, chi lavora nella ristorazione, cosa emerge da questo dato? Sostanzialmente tanto lavoro precario, bene, è lavoro in cui il reddito è estremamente basso in funzione delle giornate lavorate, una media circa di 100-115 giornate lavorate. Allora da questo punto di vista noi possiamo già dare un assunto e la telefonata di Laila è stata esemplificativa. Quando tu sei un lavoratore, certo meglio lavorare che starsene a casa, ma quando tu porti a casa un reddito medio nella ristorazione di 11.000 euro, noi capiamo che poca economia si può far circolare in questa città. Allora cosa diciamo?
Siccome tutti i settori quando si sviluppano hanno degli aspetti positivi e degli aspetti negativi, sappiamo quali siano gli aspetti negativi del turismo, quindi maggior traffico, difficoltà ad esempio nel reperimento dei parcheggi, uno sviluppo per quanto riguarda i cosiddetti affitti brevi, quindi l'aumento, ecco. Questo però si scarica sulla cittadinanza. Il ragionamento che noi facciamo è e allora il turismo però deve in qualche maniera redistribuire in maniera più larga possibile su chi lavora all'interno del settore e sui cittadini questo benessere, perché altrimenti il benessere rimane concentrato nelle mani di pochi. Questa è la preoccupazione che noi abbiamo, perché quello che stiamo vedendo oggi dal punto di vista reddituale di chi lavora dentro è esattamente, come posso dire, la telefonata è rappresentativa. Cioè ci sono dei lavoratori poveri, lo ha confermato anche l'assessore Rossi ieri. Noi siamo un paese che sta andando in quella direzione. Noi eravamo un paese sostanzialmente, prioritariamente, che faceva trasformazione di prodotto. Il nostro paese, ma non solo il nostro paese, ciclico nei paesi occidentali, sta andando verso la terzializzazione dei servizi. Però dentro quella terzializzazione dei servizi ci sono paghe e salari poveri. Ed è molto più facile produrre una politica in quella direzione che produrre una politica, ad esempio, nella direzione di uno sviluppo industriale che però porta con sé, ad esempio, temi enormi come quelli energetici, l'approvvigionamento. Noi non abbiamo un piano energetico nazionale dai tempi della democrazia cristiana e tutta una serie di altre problematiche che noi abbiamo anche, come posso dire, posto nelle nostre controparti ieri, ad esempio il tema abitativo. Se all'interno di quei settori gravitano molti lavoratori stranieri, uno dei temi è come, sia per i lavoratori stranieri e anche naturalmente per i cittadini italiani, noi diamo risposta dal punto di vista abitativo. Penso anche alla questione degli universitari, di chi studia. Sì. Ecco. Allora, un dato noi ce l'abbiamo chiaro, se poi avremo modo lo vediamo. Tecnicamente Trieste si sta sviluppando, ristorazione e turismo hanno dati assolutamente importanti. Chi lavora però all'interno di quel settore, sostanzialmente un lavoratore povero, e quello che diceva la lavoratrice è questo. La segretaria di categoria ha posto, e noi riceviamo con favore l'apertura da parte del dottor Lonza, quindi rappresentava Confcommercio e FIPE, sì. Ecco, era in quella veste, di disponibilità di sedersi al tavolo e ragionare rispetto a un integrativo provinciale. Cosa significa? Che in altre esperienze prodotte al di fuori del nostro territorio, oltre alla retribuzione, che è quella prevista contrattualmente, c'è la possibilità di integrare quella retribuzione attraverso accordi a livello provinciale. Quindi redistribuire quello che entra naturalmente a beneficio di chi naturalmente investe in quel settore anche a quei lavoratori che contribuiscono al benessere di quel settore. Quindi noi diciamo che è giunta l'ora, visto anche questi dati, di redistribuire la maggior ricchezza su una platea di persone naturalmente più ampia, perché oggi devo dire che sulla base di questi dati viene difficile pensare che non ci sia la possibilità di ridistribuire. Se non oggi, quando? Ci poniamo la domanda. Quindi da questo punto di vista noi rivendichiamo in maniera forte che ci deve essere l'apertura di un tavolo, che le parti sociali si siedano, tutte le organizzazioni sindacali. Noi abbiamo pronta una piattaforma, ci confronteremo naturalmente anche con le altre organizzazioni, per la richiesta di un integrativo su base provinciale, sia del settore della ristorazione che del settore del turismo. Altro tema riguarda il commercio. Ci sono poi ulteriori questioni, perché avevamo anche il rappresentante Damian Wolf del sindacato sloveno, perché abbiamo provato a capire anche nella vicina Slovenia, Capodistria eccetera, quali sono le politiche da questo punto di vista. Cosa è emerso? Che le dinamiche sono abbastanza simili, però ci possono essere delle esperienze buone che a volte si possono in qualche maniera anche introiettare sul nostro territorio. Allora, da questo punto di vista, il tema degli orari. Allora, per chi lavora nel commercio, chi vi parla è marito di una signora che lavora nel commercio, penso che la questione delle aperture domenicali, la questione, ecco, sia un tema molto sentito da parte di chi lavora, diciamo, in quei settori, perché anche chi lavora in quei settori penso che sia contento di farlo. Poi naturalmente le festività ed altre tipologie, insomma, di occasioni vorrebbe poterle condividere con la propria famiglia. Cosa si è dimostrato? Che nella vicina Slovenia, che sono andati in una certa direzione, ma parlo anche di Bolzano, dove le chiusure, non c'è stata una ricaduta negativa in termini economici. Perché? Perché chi ha soldi decide semplicemente quando spenderli, decide di spenderli alla domenica se i negozi sono aperti, o decide, peraltro scelte diverse su territori così vicini cosa comportano? Comportano anche delle forme di dumping. Se i sloveni trovano chiusi naturalmente i negozi, c'è la possibilità di venire a Trieste, ma sarebbe bene
che su questo versante del territorio ci fosse una politica tutto sommato comune e anche di maggiore integrazione, ad esempio dei collegamenti tra Trieste, Capodistria eccetera, per poter positivamente influenzare ancora di più lo sviluppo ad esempio turistico. Quindi noi non siamo contrari al turismo, ma la domanda centrale è questa: noi vogliamo costruire una città a misura e dimensione di turista che vive qui ad esempio 2,6 giorni al mese, o di chi ad esempio l'austriaco o come posso dire, chi ha la possibilità patrimoniale di acquisire maggiori immobili di pregio e vive qui qualche mese all'anno, magari quello estivo, o vogliamo costruire una città in funzione dei cittadini che vivono 365 giorni all'anno a Trieste e naturalmente però saper essere accoglienti anche nei confronti dei turisti? Questa è la domanda che ci siamo posti, e soprattutto se vogliamo andare in una direzione di una città turistica, il turismo ridistribuisce in maniera larga il benessere che viene prodotto o è concentrato nelle mani di pochi? Perché se è così noi la risposta l'abbiamo già data. Ok, allora su questo poi torniamo. C'è una telefonata, poi andremo in pubblicità, ma intanto sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche al sindacalista, buongiorno. Allora io volevo affrontare il discorso che poi tutti dicono lavoro nero. Qual è il problema del lavoro nero? Che questo non lo affronta nessuno. A mio avviso questo è l'INPS. Parlo dell'INPS, guardi, allora parliamo delle piccole imprese, non delle grandi fabbriche, perché quello si sa comunque andrebbe proibito il fatto che una fabbrica disloca quando sei andato in un paese e hai preso soldi da quel paese. Una volta che te ne vai devi tornare i soldi e basta. Ma purtroppo questo non succede. Secondo punto, allora l'INPS, se tu hai una piccola impresa, dico una piccola partita IVA, non so, mi do calzolaio o parrucchiera nel settore di questo settore, no? Allora la prima cosa l'INPS ti chiede una cifra al mese, e non solo, tu devi anticipare, loro dicono tu guadagnerai un tot soldi, no? E devi dare i soldi e anticipare questo, ma questo non è normale, cioè io pago quello che incasso, non che devo anticipare una cosa ipotetica. Questo è il punto prima. Poi l'INPS è carissima, guarda, e poi non solo, a questo INPS, chi ha una piccola impresa, si associa il fatto che mi mettere è solo in Italia. Tu hai una licenza, giusto? Ecco, hai una licenza, decidi di andare in pensione. Hai la possibilità in questo paese di affittare la licenza. Allora, uno che si trova adesso il piccolo calzolaio, allora deve pagare la licenza al proprietario. Non solo deve pagare anche il posto, la locazione, due. Terzo, deve pagare l'INPS con cifre abnormi. Adesso a un certo punto, perché la gente chiude le piccole imprese? Per questo fatto non ce la fa, va in passivo. Okay. Questo bisogna affrontare. Tutti questi tavoli, giustamente, che vengono fatti, cioè andrebbero anche, discusso il problema dell'INPS e delle licenze che vengono noleggiate. Okay. Grazie signora. Allora rispondiamo e inseriamo poi anche questa telefonata in un discorso più ampio che ci viene sollecitato in qualche modo anche da una mail. Dopo la pubblicità però. Allora, rientriamo in studio, c'era una sollecitazione da parte della telespettatrice che riguarda... Oh, c'è un'altra telefonata, allora facciamo così, sentiamo la telefonata, poi magari facciamo, come dice Michele Lobianco, facciamo il punto nave per come e quando rispondere. Buongiorno. Sì, un buongiorno a voi. Prego. Ecco, volevo domandare, dato che tutti si lamentano delle paghe basse che abbiamo, e questo è dovuto anche a quel maledetto referendum che si è fatto con l'Amato, che ci ha tirato via la contingenza, volevo dire, dato che tutti vogliono più soldi, perché non si ripristina con un referendum la contingenza che
con il parere dei sindacati nel 91, mi pare, 93 ci è stata tolta. Questo, un referendum sarebbe propositivo per avere delle paghe adeguate ogni anno, insomma non adeguate, ma almeno avere un piccolo aumento riguardo l'inflazione. Poi volevo ancora una cosa domandare. Ora che la HERA praticamente ha finito il contratto dell'acqua, che idea avete voi come sindacati di far tornare l'acqua pubblica, che abbiamo fatto un referendum, lo abbiamo vinto, non è servito a niente, ora che abbiamo l'occasione che questa HERA se ne va, ripristinare l'acqua pubblica. Ecco, due cose che sarebbe opportuno. Un referendum si fa subito. Io penso che raccogliere le firme per un referendum per la contingenza o la scala mobili se le fa subito. Grazie, buongiorno. Ok, allora esauriamo queste due parto dalla fine, poi arrivo anche. Ma sui referendum si fa subito, sarei un po' più, come posso dire, attento, perché noi insomma ci siamo cimentati con i referendum e il risultato poi non è sempre automatico, sia nelle forme in cui lo scrivi, le modifichi, sia per la raccolta, eccetera. Ecco, non è così scontato, poi dipendono se sono abrogativi, eccetera, eccetera. Quindi da questo punto di vista non è così scontato. Penso che il signore abbia già chiamato altre volte, anche quando ero presenti. Ricordo che sulla cosiddetta scala mobile tecnicamente la CGIL aveva una determinata posizione diversa dagli altri, perdemmo quella volta, però penso che il tema del nostro paese vada oltre il tema della scala mobile. Si è fatta una scelta 30 anni fa, cioè noi siamo un paese che purtroppo sta andando in una direzione di una deindustrializzazione profonda, abbiamo un problema profondo che riguarda questa tipologia di settore e sostanzialmente diventa molto più facile investire su un settore come quello del turismo, perché comporta tutta una serie di minor problematiche di sviluppo anche di competenze che invece, diciamo, per chi lavora nell'industria sono assolutamente necessarie. Ripeto, noi abbiamo un tema enorme in questo paese che riguarda il tema dell'approvvigionamento energetico. Stiamo cambiando, chiedo scusa della parola, il pusher, ma sostanzialmente, ecco, da questo punto di vista noi non siamo quantomeno parzialmente indipendenti, quindi c'è un tema insomma, che la mettiamo lì come organizzazione sindacale che dovrebbe coinvolgere insomma, il futuro dei prossimi 30-40 anni di questo Paese, anche per essere un po' più indipendenti dal punto di vista politico. La chiudo qui. Quindi su questo tema insomma, predisporre un referendum per chi li ha già fatti dico che è impegnativo, è molto impegnativo, non è semplice e i risultati non sono sempre così scontati. Detto questo, provo a dire anche sul fatto che ho sentito prima la signora che parlava delle partite IVA, eccetera. Beh, sulle partite IVA il governo è intervenuto, noi eravamo contrari sulla tipologia di intervento. Certo, esistono partite IVA e partita IVA. Io ho il massimo rispetto per tutte le persone che lavorano, che siano autonomi o che siano dipendenti, e in moltissimi casi le partite IVA sono ex dipendenti, diciamo, che poi si sono messi in proprio. Ecco, però segnalo che noi abbiamo uno sviluppo importante delle partite IVA proprio in virtù di, come posso dire, delle scelte che ha prodotto questo governo, a partire dalla tassa piatta. Ecco, segnalo che oggi le partite IVA, ripeto, dipende naturalmente però da ciò che in qualche maniera in Camera, no? È stata tolta la progressività. Ecco, chiederei magari anche per chi lavora e dipendente che ci sia la possibilità di pagare una sola tassa, la tassa piatta, cioè tutto quello che tu hai in più sostanzialmente non lo paghi. Poi posso immaginare che quella tassa piatta vada a beneficio, guarda caso, delle partite IVA, ma di quelle naturalmente più alte. E quindi la persona che da quella partita IVA trae più o meno, noi la chiamiamo volontaria, perché guardi che in molti settori, per chi come me esce dall'edilizia, noi abbiamo assistito al moltiplicarsi di partite IVA, finte partite IVA in monocomittenza. Cioè dettate, ecco. Allora c'è tutto un tema naturalmente che si apre, quindi c'è il massimo rispetto per chi intraprende anche quel tipo di attività, immagino che ci siano delle problematiche, però c'è un tema che naturalmente una città non si sviluppa su quella tipologia di attività, noi questo dobbiamo dircelo, si sviluppa su tipologie di attività che ti permettono naturalmente di produrre degli investimenti più larghi, per questo noi diciamo la ricerca, ad esempio, noi abbiamo un'ottima, come posso dire, area di ricerca a Trieste, ma la ricerca e i propri investimenti non è che li fa in un settore come quello turistico o della ristorazione, li fa in settori come quelli dell'industria generalmente. Ecco, allora ci sono dei moltiplicatori di attività e dei redditi prodotti per chi lavora in Varsila,
per chi è dipendente ad esempio degli Fincantieri in Palazzo della Marineria, che consente a quei lavoratori di poter spendere nella nostra città e far circolare economia. Ecco, noi vorremmo auspicabilmente naturalmente che ci siano diversi settori merceologici ma ben retribuiti, perché guardi, fino a qualche tempo fa io ricordo che veniva sostanzialmente sostenuto che il reddito di cittadinanza era in qualche maniera lo strumento attraverso il quale le persone non avevano voglia più di cercare lavoro. Passato il reddito di cittadinanza, però i datori di lavoro continuano a dire che fanno fatica a ricercare personale. Ma se le condizioni sono quelle che sono contenute qui dentro, 100 giorni medi di lavoro, con importi che vanno dai 6.000 euro agli 11.000 euro di reddito medio, tu hai cosa a spiegare alle persone che possano vivere con 700-800 euro al mese? Quindi noi dobbiamo cercare di andare in una direzione in cui le condizioni generali tendono in qualche maniera a migliorare, perché altrimenti ci stiamo posizionando in un asse basso, diciamo, di ridistribuzione e di una qualità di tipologia di attività lavorativa che sostanzialmente rende poco e ha pochi moltiplicatori di attività. Per quanto poi magari torniamo eventualmente, o lo facciamo subito, sulla questione dell'acqua. Sì, chiedo scusami, mi sono dimenticato. Beh, se vuole lo dico subito. Sì. Allora, si sta avviando in questi giorni la discussione dell'acqua, lo dico come CGIL perché naturalmente noi siamo già usciti, attenzione, anche qui. Una cosa sono le categorie, per spiegare anche a chi è a casa, almeno noi come siamo costituiti, come siamo composti. La categoria per noi rappresenta l'appartamento. La Confederazione, cioè la CGIL, la Confederazione Generale, rappresenta l'immobile intero. La categoria fa la categoria e quindi la Filten CGIL ha espresso una valutazione sulla base di quello che fino a qualche settimana fa era in campo. E attenzione, nemmeno proposte formali, perché poi ci si è fermati nel momento in cui il Comune aveva eventualmente ventilato la possibilità di aprire la gara, ad esempio una gara europea, eccetera. Per cui la categoria ha espresso semplicemente una valutazione sulla base di quello che ad oggi era presente. Devo dire che anche negli ultimi giorni si è iniziata anche in città questa discussione. Beh, è chiaro, noi abbiamo sostenuto quel referendum, noi siamo a favore dell'acqua pubblica, però attenzione, non possiamo fermarci ai solo slogan, perché se lo slogan è acqua pubblica e basta, beh, chi è contrario? Chi è contrario al fatto che i privati non possano utilizzare da un bene pubblico, non possano avere degli introiti importanti? Noi sicuramente non siamo favorevoli a questo. Il tema vero è come riportare in house eventualmente il ciclo idrico integrato dell'acqua. Ci vuole un piano industriale, qualcuno che spieghi dove si vanno a reperire le risorse o le garanzie e come eventualmente viene prodotto questo e come i lavoratori, perché naturalmente c'è sempre un tema è legato all'utenza, assolutamente nobile e alto, e un tema legato naturalmente anche ai diritti dei lavoratori che sono all'interno, che devono convivere assieme. Quindi da questo punto di vista io penso che sia importante che la politica si assuma la responsabilità politica di avanzare delle proposte chiare e poi le organizzazioni sindacali, almeno per quanto ci riguarda come CGIL, esprimeremo via via un'opinione come abbiamo sempre fatto, sapendo però che la categoria in primis risponde ai lavoratori, perché rappresenta direttamente i lavoratori del settore. Altra cosa è la Confederazione, quindi da questo punto di vista noi siamo favorevoli al ritorno dell'acqua pubblica, ma naturalmente attendiamo anche che ci siano, come posso dire, delle proposte organiche che ci spieghino naturalmente come si possono fare questi passaggi e quali garanzie noi possiamo avere da questi passaggi. Chiudo dicendo questo perché è un tema che in questa città adesso si sta sviluppando. Ecco, io da questo punto di vista sono abbastanza pragmatico. Noi abbiamo esperienze di rientri in house dell'acqua pubblica che hanno funzionato e altri che non hanno funzionato. Stessa cosa vale per il privato, quindi non ho, come posso dire, il dogma che tutto è bene e tutto è male da una parte e dall'altra. Il tema è garantire un ottimo servizio, garantire all'utenza naturalmente auspicabilmente anche delle bollette che siano meno care, ma anche da quel punto di vista non era a determinarle ma è a USIR, è tutto un sistema un attimino più complesso eccetera, anche su quello si potrebbe discutere, però ecco il tema è complicato e complesso anche per chi della materia diciamo ci mastica direttamente, però qualcuno deve anche fare delle proposte politiche, come posso dire, aprire la discussione pubblica e poi naturalmente le organizzazioni sindacali faranno ciò che è loro dovere fare, esprimeranno chiaramente la loro valutazione e la loro opinione. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, un saluto al gentile ospite e nonché mi complimento a quel gentile ospite per le analisi coerenti diciamo con l'attività attuale di
di dove viviamo, perché sono veramente analisi di un certo passore, di un certo peso. Però mi sentite? Sì, prego. Allora, io volevo richiamare l'attenzione sul gentile ospite su alcuni punti che secondo me mi piacerebbe che siano approfonditi. Uno, per quanto riguarda, personalmente io sono contrario che Trieste diventi un grande polo turistico, perché fondamentalmente, come lei ben sa, una ricchezza di un territorio si misura sull'essere variegato nell'economia offerta, no? Allora, se noi puntiamo tutto quanto sul turismo, assistiamo ad esempio, io l'ho fatto personalmente e posso dare direttamente una risposta, mi sono preso la briga di andare a vedere lo sbarco in barco delle navi da crociera e vedere l'impatto dell'economia triestina per quanto riguarda i fornitori. Poi con un mio amico, un docente di matematica, siamo corsi in stazione ferroviaria e abbiamo cercato di capire quanti turisti che scendono dalle navi da crociera, statisticamente parlando, rimangono in città e quanto se ne vanno via, a Venezia esattamente. Allora i risultati sono questi. Per quanto riguarda le forniture e le navi, personalmente non ho visto l'unico impatto che possiamo dire sull'economia turistica sono stati dei taxi e delle macchine a noleggio. Tutto il resto è venuto tutto quanto da fuori, tutto. Personalmente c'era l'unica macchina targata a Trieste, era quella dell'ente porto. Addirittura per quanto riguarda i steward, come vengono chiamati, personalmente c'era il 2% di parlanti triestini, uno. Secondo, per quanto riguarda dunque ho fatto un calcolo, il calcolo è basato su circa 5.000, sulla capienza delle navi da crociera, su 5.000 persone, più o meno 5.000 persone che sono scese. Grosso modo la metà, 2.500, hanno preso, ripeto, è una stima fatta matematica, di conseguenza non è una ricerca con una certa profondità, però quello lì è quello che offre il convento, no? Su una stima matematica praticamente di questi 5.000 scesi in città, 2.500 hanno preso il biglietto per andare a Venezia. I rimanenti sono andati a passeggio per il centro città e grosso modo non, come marea di consumatori scesi non vanno oltre a Piazza Goldoni. Ho fatto una verifica del 9 ultimamente e ho visto che praticamente i negozi rimangono vuoti grosso modo fino al 9, 10 e poi qualcosa si muove, no? Questo vuol dire che la ricchezza prodotta la deduzione della ricchezza prodotta di questa analisi dimostra che praticamente il turismo qui a Trieste il guadagno del turismo va quasi tutto quanto fuori Trieste. Secondo, allora lei rapidamente perché se no dobbiamo andare anche in pubblicità, la prego di essere... Sì, no, giusto, allora guardi, sono ancora più breve. Praticamente dunque, hanno rubato il porto Francovecchio di Trieste, adesso lo stanno ricettando praticamente, però ho assistito tramite un intervento di Tele4 del presidente dell'autorità portuale che ha detto che hanno bisogno di spazi per sviluppare il porto. Ora, secondo me sarebbe da chiedere a questi ladri politici che hanno rubato il porto Francovecchio di restituire il maltolto e di ridarlo al porto, perché il porto in questo momento ha bisogno di spazio. Secondo lei è fattibile? Grazie, buongiorno. Ok, dopo la pubblicità le risposte. Allora, abbiamo una risposta, due risposte alle sollecitazioni del telespettatore che riguardano appunto il turismo, probabilmente dirà delle cose che sono anche a vostra conoscenza. Insomma. Assolutamente sì, penso o spero che sia emerso il nostro giudizio almeno complessivo. È chiaro che anche noi non siamo favorevoli ad una città che si sviluppa prevalentemente a misura e dimensione di turista,
punto, o quantomeno qualcuno deve dimostrarci che questo allora torni utile alla generalità delle persone. Ecco, da questo punto di vista pongo un tema che è stato posto anche dalla persona che ha telefonato. Noi abbiamo chiesto all'assessore Rossi se il Comune oggi può fornirci un dato aggregato di quello che sostanzialmente il turismo produce in maniera diretta e indiretta attraverso gli altri settori merceologici. Non c'è un dato da questo punto di vista. Forse è la tassa di soggiorno, quella che in qualche maniera definisce meglio quanto oggi il turismo sostanzialmente produca rispetto a 10 anni fa. Poi sulla tassa di soggiorno magari anche ci arrivo. E quindi il tema è proprio questo. Mi sembra di aver capito ieri tra i dibattiti, insomma, e i confronti che abbiamo fatto, che probabilmente il Comune dovrebbe affidare all'università, se ho capito bene, in prospettiva lo sviluppo proprio di questa analisi che manca oggi al Comune di Trieste. Quindi noi abbiamo i dati dei flussi, abbiamo i dati di chi lavora all'interno dei vari settori, la tipologia di contratti che sono in aumento in part-time, sono in aumento i contratti a tempo determinato, eccetera, abbiamo i redditi prodotti, abbiamo i redditi impresa, eccetera, ma non abbiamo un'analisi complessiva su quanto produca in maniera diretta o indiretta sostanzialmente il turismo. E abbiamo anche noi la sensazione che le problematiche si socializzano dovute al turismo, quindi si scaricano sui cittadini, naturalmente invece gli utili rimangono, diciamo, nelle mani di pochi. Ecco, se questo è lo sviluppo che deve intraprendere la nostra città, noi siamo contrari. Aggiungo anche, in realtà negli spazi del Porto Vecchio c'è già uno spazio che è di concessione e proprietà, fra virgolette, dell'autorità portuale, quindi una parte è già destinata. Anche lì, peccato che non c'era l'assessore Babbuder, perché quando parliamo di politiche territoriali, ad esempio, c'è uno strumento bellissimo che oggi è a disposizione del Comune, che lo hanno sviluppato, che è RUPA. Ecco, dentro RUPA noi abbiamo tutti i dati di dove in questa città, ce ne sono un'infinità veramente precisi, e su questi noi esprimiamo un giudizio e diciamo: in questa città gli investimenti sono andati in determinate aree. Beh, è giunto il momento che anche da quel punto di vista delle politiche territoriali, provo a dire così, so che l'assessore Babbuder qualche volta si è lamentato all'interno della maggioranza per i soldi che in qualche maniera aveva a disposizione, noi diciamo che è bene che non ci siano cittadini di serie A e serie B, perché mentre mi è molto comprensibile il perché si investe in determinate aree delle città che necessariamente sono la cartina di tornasole per Trieste, però ci sono anche i cittadini che vivono nelle periferie. In alcune aree, io riconosco, è stato fatto un ottimo, come posso dire, investimento in termini di rigenerazione, penso a Borgo San Sergio, penso che negli anni si sia rigenerata bene, ci sono però tante altre aree periferiche dove oggettivamente si vive male e dove gli investimenti sono assolutamente inferiori rispetto ad altre aree più centrali di Trieste. Ecco, io penso che dopo 30 anni in cui la città oggettivamente si è trasformata, poi ognuno ha il suo giudizio, bene, male, eccetera, io penso che ci siano alcune cose fatte bene e alcune cose fatte male, in generale, ma ci vorrebbero tante ore per disquisire di questo, però i dati ci dicono una cosa, che ci sono delle aree delle città in cui gli investimenti sono estremamente, come posso dire, residuali da parte dell'amministrazione comunale. Io penso che sia giunto il momento, indifferentemente per chi amministrerà in prospettiva questa città, di investire in quelle aree della città, dove peraltro il rischio qual è? Che i cittadini, proprio in virtù del turismo, iniziano a spostarsi, perché questi sono fenomeni che si sono già sviluppati in altre città dalle aree più centrali che magari sono oggetto di interesse, perché abbiamo una città bella e abbiamo degli immobili belli, fatti naturalmente da fondi o da chi naturalmente può permettersi determinate tipologie di investimenti, e, come posso dire, le persone che non hanno una capacità economica vadano e si, come posso dire, spostino verso le aree periferiche. Ecco, noi immaginiamo, almeno come CGIL, una città in cui certamente ci sia la capacità e saper accogliere, ma ci sia, come diceva penso il telespettatore, ci siano lo sviluppo di diversi settori merceologici, tra i quali, ripeto, noi abbiamo un problema sull'industria e sulla manifattura. È vero che le politiche industriali sostanzialmente non le produce il Comune, però dico, dentro il COSELAG, noi questo lo abbiamo posto ieri all'assessore, anche se non è lui la persona competente, ad esempio, noi vogliamo mantenere le aree a uso industriale? Le faccio un esempio. Io sono contento che a Trieste ci sia un'impresa come Edilimpianti, ma Edilimpianti oggi fa un investimento in un'area industriale. Attenzione, quello non è un insediamento industriale, cioè chi fa edilizia non è un impianto industriale che produce. Sostanzialmente noi stiamo rischiando, anzi sta già succedendo, che alcune aree industriali si trasformino per attività di logistica che impiegano poche persone,
perché così funziona la logistica, o per attività come quelle edili, in cui verrà un impianto meraviglioso, ma sostanzialmente ci saranno laboratori di amministrazione, tecnici, e sostanzialmente funziona anche come logistica perché l'edilizia lavora su impianti mobili, cioè i lavoratori edili lavorano sui cantieri e quindi sostanzialmente serve una grande area per il deposito di tutte le attrezzature e di tutto quello che è necessario. Noi vogliamo che quantomeno l'area industriale, che è già piccola, rimanga a utilizzo industriale. Della Tirso quell'area deve rimanere auspicabilmente e produrre delle politiche affinché domani ci sia un imprenditore che ritenga utile venire a investire a Trieste e fare produzione, perché la produzione garantisce salari e garantisce tutta una serie di indotti che sono molto diversi, ad esempio, rispetto al settore del turismo. Sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Sì, volevo rispondere al signore, ma il signore sa quanti danni sta facendo il turismo a Trieste? Le faccio un esempio. Il mio stabile è stato acquistato per fare casa vacanza, a fine mese io e mia moglie siamo in mezzo alla strada. Ho richiesto, va bene, l'intervento di Tele4 e voglio anche che i giornalisti vengano a vedere il disagio che io e mia moglie, grazie al vostro turismo, stiamo vivendo. Siamo in mezzo alla strada, voi e ste cavolo di casa vacanza. Il triestino non ha più casa, viene dato solamente ai stranieri. E adesso anche il kosovaro che è a casa mia ma viene a comprare la casa e mi butta in mezzo alla strada. Datemi una risposta, grazie. Questo è... Sì, ma in realtà io sono andato proprio nella direzione e sto sostenendo quello che questo signore, anche doverosamente arrabbiato, sta sostenendo, cioè attenzione, noi sostanzialmente abbiamo tutta una serie, anche qui noi abbiamo dei dati, noi abbiamo i cosiddetti affitti brevi, bed and breakfast, che peraltro in una prima fase, 10 anni fa a Trieste, erano sostanzialmente detenuti da alcune famiglie, da alcune persone che avevano la seconda casa e trasformavano, e quindi quantomeno vi era un beneficio locale. Oggi stiamo assistendo invece anche all'inserimento di fondi e, come posso dire, di una gestione diversa da quella del singolo privato, che sostanzialmente produce poco anche in termini occupazionali, con i problemi che dice il signore. Quindi vado nella direzione di quello che dice il signore: se le problematiche legate al turismo, che sono anche di questa natura, e lo abbiamo segnalato ieri, devono essere governate, perché noi non possiamo aprire indistintamente alla possibilità degli affitti brevi, perché altrimenti strozziamo la possibilità per le persone, che siano italiane o straniere. Guardi, da questo punto di vista io non faccio differenza, perché, ripeto, abbiamo alcuni settori in cui piaccia o non piaccia, ma sostanzialmente la manodopera è di origine straniera. Penso all'edilizia, il 75%, dati censiti dalla Cassa Edile, attorno al 70% sono di origine straniera, che possa piacere o non piacere. Dobbiamo dare risposta agli italiani e agli stranieri, perché da questo punto di vista noi cosa abbiamo? Abbiamo un altro dato grave, che è quello della demografia. Abbiamo tanti ragazzi giovani che stanno lasciando la città, ed è quello che dicevo prima: il rischio è che persone come questa che ha telefonato siano costrette ad emigrare verso un'altra parte della città, la periferia eccetera, dove in qualche maniera per lui sia consentito poter in qualche maniera, ecco, perché altrimenti diventa impossibile per il cittadino medio affittare un appartamento per l'universitario eccetera all'interno del centro città. Quindi in realtà noi stiamo sostenendo quello che è. Queste problematiche io mi ero accorto, devo dire la verità, un po' di tempo fa, quando ero in vacanza a Napoli, e Napoli è una città che, come Trieste, un po' prima logicamente ha subito lo stesso, diciamo così, la stessa trasformazione. Napoli è diventata ormai una città turistica di poco, con movimenti di poco inferiori per esempio a città come Firenze. Ecco, insomma, Napoli è diventata ormai una città turistica, e mi ricordo che specialmente in alcune zone del centro storico cominciavano ad essere affissi agli edifici alcuni manifesti che come dire, sottolineavano anche la pericolosità di questa trasformazione, in quel caso più che altro su determinati negozi anche storici per i quali magari non veniva rinnovato il contratto perché il proprietario preferiva venderli o affittarli a nuove realtà più direttamente collegate al mondo del turismo, non so, piccoli ristoranti o cose del genere, e già, insomma,
Napoli aveva affrontato aveva sottolineato quantomeno queste problematiche, che sono quelle che adesso per certi aspetti vive anche la nostra città, forse in maniera meno, come dire, meno con una dimensione meno ampia, però è logico che anche quando si sente una telefonata come questa di questo telespettatore, anche se si tratta di una sola persona, certo, certamente fa impressione e preoccupa. Ma in realtà il telespettatore intercetta, guardi, io le do solo questo dato che ci è stato dato dall'Ires. Altri esercizi ricettivi, quindi includiamo agriturismi e B&B, noi siamo passati dal 2008 92.194 ai 116.319 del 2024, più 160%. Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale dai 106.535 al 2008 ai 533.595 2024, più 400%. Quindi anche a Trieste sta succedendo esattamente quello che noi abbiamo visto in maniera speculare in altre città, Venezia, Napoli, in forme. Quindi noi stiamo intercettando le prime forme di quello che è cosiddetto l'overtourism, eccetera, con tutto quello che comporta. Per cui questa telefonata è esemplificativa e quello che noi poniamo e vorremmo naturalmente discutere in maniera larga con la politica e che abbiamo posto ieri alle associazioni datoriali da un certo punto di vista e naturalmente da un altro punto di vista alla politica è questo: abbiamo una discussione di quale sia l'opportuno sviluppo di questa città per i prossimi 20 anni. Vogliamo costruire una città a dimensione del cittadino che ha telefonato, che però vive la città 365 giorni all'anno, e poi costruiamo e governiamo anche le politiche dell'accoglienza, accoglienza intesa turistica, eccetera, o ci trasformiamo in una città, seppur per dimensioni, dinamiche diverse da Venezia, però stiamo andando in quella direzione. Perché se ad esempio il Porto Vecchio noi oggi lo diamo con un'idea, la dico così solo per renderla esemplificativa, di Porto Piccolo, qualcuno mi deve spiegare se Porto Piccolo oggi quell'investimento sia stato così redditizio in maniera generale e generalizzata, diciamo, per il comune di riferimento. Ecco, io non penso che abbia poi prodotto tutto quello che ci si aspettava. Ecco, da questo punto di vista, ripeto, proprio in virtù del fatto che stiamo andando a fine legislatura, sarebbe bello che i cittadini, quantomeno, e le organizzazioni sindacali che rappresentano pensionati e rappresentano i lavoratori, ecco, noi naturalmente ci esprimeremo sulla base di un programma che verrà prodotto e che ci spiegherà quale sia l'indirizzo, diciamo, di sviluppo di questa città. Noi ce l'abbiamo ben chiara. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, dottor Bosatti. Buongiorno. Volevo intervenire con il gentile ospite, riallacciandomi al discorso della ristorazione e del concetto di mele marce. Purtroppo c'è questo problema / usanza di considerare mela marcia anche chi comunque cerca di denunciare determinate situazioni, per cui il fatto che ai nostri ragazzi ad attività comunque con attività comunque di ristorazione, ci sono realtà a Trieste di questo genere che ti propongono contratti di 9 ore settimanali o 12 ore settimanali, ovviamente camuffati, dicendoti che comunque hai la possibilità di lavorare più ore, ovviamente in nero, e dopo ti ritrovi che comunque non hai contributi, non hai la malattia garantita, ti viene riconosciuta una 13ª in base alle 9 ore settimanali e non a quelle che fai. Io chiedo appunto all'ospite, che è persona comunque che stimo, di poter fare qualcosa, di poter comunque intervenire in queste situazioni, perché sì, è vero che la gente magari qualcuno cerca di denunciare o comunque i nostri ragazzi non accettano queste situazioni. Noi magari più anziani una volta accettavamo anche questo, però quando ci siamo ritrovati a voler fare qualcosa, a voler dire, a voler denunciare, ci è stato detto ma tu così metti in mezzo anche i tuoi colleghi, metti in mezzo anche altre situazioni, diventi denunciabile anche tu. Ovviamente i nostri ragazzi evitano di accettare questi lavori e vengono tacciati di non aver voglia di lavorare. Invece è vero che nel ramo della ristorazione e del turismo ci sono tante di queste realtà e tanti atteggiamenti di questo genere. Non si fanno nessun problema, ti dicono tanto sulla fila fuori dalla porta e quindi o accetti questa situazione o ti trovi qualcos'altro e quindi se ne vanno.
Volevo sapere cosa ne pensa l'ospite in studio. Ok, grazie, buona giornata. Sarò velocissimo visto le tempistiche. No, Allora, dobbiamo andare avanti, possiamo andare avanti fino alle 10:15. Ok, allora grazie perché ci tengo veramente a rispondere. Allora, intanto io penso, quando parliamo di mele marce, io penso che in tutte le attività lavorative, compresa anche quella del sindacato, ci siano bravi imprenditori, cattivi imprenditori, bravi lavoratori, cattivi lavoratori, vale anche per il sindacato, bravi sindacalisti, cattivi sindacalisti. Punto. E naturalmente le aziende hanno gli strumenti. Cioè, se un lavoratore, perché ci sono diritti e doveri, se un lavoratore non fa quello che contrattualmente previsto, risponde naturalmente di questo. Allo stesso tempo è vero quello che dice il datore di lavoro. Dentro alcuni settori noi non ci possiamo nascondere. Dentro alcuni settori, come nel settore della ristorazione, eccetera, se aumentano dismisura i part-time, io le dico che noi facciamo vertenza quotidiana per i finti part-time, cioè di lavoratori che lavorano 8 ore, ma contrattualmente è molto più conveniente inserire 4 ore di part-time per tutti gli aspetti poi previdenziali e connessi naturalmente a quella tipologia anche di importi che le imprese devono pagare, e ti faccio lavorare 8. Tanto più, guardi, questo si scarica su lavoratori giovani e lavoratori stranieri, perché chi è meno attrezzato naturalmente non sa come difendersi dagli abusi. Quindi da questo punto di vista è sempre insufficiente il lavoro sindacale, lo dico chiaro, perché siamo di fronte ad un paese in cui onestamente l'irregolarità e l'illegalità è diffusa. Guardi che quello che noi abbiamo visto con Satman Singh a Latina, il lavoratore che nelle campagne, e stessa cosa poche settimane fa, per questo rientra anche il tema abitativo, da dove scoppia il caso del caporalato, e non pensi che Trieste sia un'isola felice da questo punto di vista. Ecco, sta dentro anche le dinamiche, anche dentro le comunità straniere. Naturalmente c'è la questione relativa al caporalato, allo sfruttamento e alla gestione anche dei fitti degli immobili, cioè in 10-15 persone che vivono in condizioni disagiate. Allora il tema è che noi, invece di provare ad investire su quelle imprese virtuose, perché naturalmente chi non è virtuoso fa concorrenza in primis a quell'impresa invece che rispetta le regole, noi in qualche maniera il nostro paese, per poter stare su un mercato, sostanzialmente favorisce l'illegalità e l'irregolarità, perché io mi chiedo come in questo paese sia possibile avere delle bidonville ad occhi aperti nel Foggiano e in Puglia, per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, come se nessuno si accorgesse che ci sono migliaia di persone che quotidianamente vanno nei campi. Parliamo di luoghi dove naturalmente non ci sono vie, non ci sono numeri civici, dove sostanzialmente risiedono in maniera più o meno stabile nelle condizioni che avete visto quelle persone, e in altri settori e non in quelle forme, anche se ci sono state forme di caporalato anche nel Pordenonese che sono state naturalmente colte, non ultime le 2 finte industrie, anzi le 2 industrie di sigarette, ecco. Quindi è chiaro che siamo di fronte a fenomeni elusivi, quantomeno nel migliore dei casi, ed è altrettanto chiaro che noi facciamo fatica a rappresentare in quelle realtà che sono piccole, piccolissime, perché difficilmente tu riesci a entrare dal punto di vista sindacale. Cosa abbiamo posto ad esempio al Comune ieri nella persona dell'assessore Rossi? E le faccio una proposta, e abbiamo fatto una proposta all'assessore. Scusate, io ritengo che sia doveroso che un comune o una regione investa sulle imprese per sviluppare un settore, in questo caso ad esempio il settore turistico della ristorazione. Però capiamoci, non è che gli accordi, gli incentivi devono essere sempre eventualmente peggiorativi per qualcuno e migliorativi per altri, perché se io investo ad esempio e aumento gli spazi pubblici dei Deor per chi ad esempio fa attività di ristorazione, perché non possiamo legarli al fatto dell'applicazione del contratto maggioritario di riferimento, cioè da quello sottoscritto dalle associazioni più rappresentative? Perché naturalmente noi abbiamo 850 contratti in questo paese. Allora si può ragionare sul fatto che laddove ci sono degli incentivi pubblici vengano dati a quelle imprese che quantomeno garantiscono l'applicazione di contratti irregolari? E magari nel caso in cui invece pizzichiamo delle imprese, e lei sa che come posso dire a Trieste ci sono delle aziende che sono state in qualche maniera palesate, manca solo che noi diamo incentivi pubblici o forme, come posso dire, di beneficio collettivo, perché l'utilizzo del suolo pubblico si chiama pubblico perché è pubblico, magari ad imprese dove poi noi pizzichiamo e facciamo vertenza quotidiana ad imprese che non rispettano le regole, sono nel migliore dei casi irregolari o addirittura finiamo in qualche caso nella illegalità. Ecco, da questo punto di vista noi poniamo un tema, e quindi abbiamo chiesto all'assessore Rossi, perché lo dico in maniera chiara, io ho rispetto dell'assessore,
e lo stimo dal punto di vista intellettuale, però abbiamo posto un tema, noi non abbiamo un solo tavolo sostanzialmente di confronto con le organizzazioni sindacali, con il comune, se non per la questione appalti. Sulla questione appalti abbiamo il tavolo, mentre mi risulta che le associazioni datoriali abbiano una corsia preferenziale con il comune. Dove stanno le organizzazioni sindacali? Lo dico all'amministrazione comunale in toto, ci si vuole confrontare anche con le organizzazioni sindacali? C'è la possibilità di un osservatorio come a suo tempo si era posto in edilizia per segnalare ad esempio quello che il signore diceva? Perché noi conosciamo certe tipologie di imprese e quali sono le imprese che in qualche maniera rispettano meno i contratti. Poi non è così semplice sempre tutelare le persone, perché sono oggetto anche di ricatti. Lei si immagina un straniero che ha un permesso di soggiorno, francamente che sorta di ricatto, o un giovane che ha la necessità di pagare l'affitto, che sorta di ricatto può avere da questo punto di vista. Ma io non voglio generalizzare e dire che tutte le imprese sono così, non sono tutte le imprese così, ma o noi valorizziamo il lavoro delle buone imprese e penalizziamo quello di chi non rispetta, come posso dire, le regole, e vale in generale per tutte le questioni, o chiaramente abbiamo un mondo diffuso in cui contratti part-time, finti contratti part-time, finti contratti, utilizzo spropositato del contratto a tempo determinato, eccetera, produce quello che noi stiamo vedendo, perché, ripeto, per anni noi abbiamo dato, come posso dire, alle giovani generazioni sostanzialmente di chi non ha voglia di lavorare. Quelle giovani generazioni oggi hanno assorbito esattamente quello che è il mercato del lavoro, ma che non hanno prodotto loro. Perché io quando ho iniziato a lavorare poteva piacermi o non piacere il mio lavoro, però io lavoravo in un'azienda e mi sentivo parte di quell'azienda, decidevo io se cambiare quel posto di lavoro, a eccezione che non commettessi qualcosa che, ecco, oggi quando tu hai rapporti di lavoro che sostanzialmente sono intermittenti, 6 ore, 12 ore, contratto a tempo determinato, poi quando devo arrivare al contratto a tempo indeterminato mi chiudono naturalmente il rapporto di lavoro, ma che tipo di investimento quei giovani possono fare o quelle persone possono fare su quel rapporto di lavoro? E si comportano di conseguenza. E le imprese virtuose oggi sono quelle che denunciano la problematica, perché le imprese virtuose investono in formazione, vorrebbero avere dei lavoratori che lavorano all'interno di quell'impresa nei prossimi anni, ma si ritrovano tanti lavoratori che per effetto di queste scelte che ha prodotto il nostro Paese sostanzialmente se ne vanno, e magari in molti casi se ne vanno anche all'estero dove le condizioni sono migliorative. Allora, ci abbiamo verso la conclusione, noi abbiamo tempo fino alle 10:15. Volevo cambiare un attimo argomento e mi è venuto in mente adesso, tra l'altro, questo potrebbe essere anche pericoloso, ma parliamo di Startec, che è l'argomento. Mi sto chiedendo se non c'è una curiosa come si dice, correlazione fra quanto accade appunto alla Startec e per esempio anche, come posso dire, anche quello che accade con la pallacanestro Trieste, no? Cioè l'idea che da certi punti di vista la nostra città sia una sorta di, come posso dire, di quasi riserva di caccia per certi aspetti, quando per una ragione o per l'altra non ti serve più, sei soddisfatto, eccetera, ti prendi e vai via. Beh, guardi, io penso che lei abbia centrato uno dei temi. Allora, io da questo punto di vista faccio outing e dico che io sono ideologico, ho un'idea di sviluppo della società in cui il lavoro svolge una funzione sociale. Noi abbiamo vissuto una lunga stagione in cui il lavoro assolveva ad una funzione sociale anche da parte delle imprese. Oggi naturalmente in un mondo globalizzato iniziano a succedere, anzi succedono già da anni, esattamente quello che lei ha detto. Perché quando io non ho più un vincolo di funzione sociale, cioè di investire sul territorio e certamente avere anche, come posso dire, dei ritorni di utilità, no? Dal mio investimento, ma poi investo sul territorio, so che quel lavoro svolge una funzione sociale, beh, è evidente che le multinazionali ragionano con logiche molto diverse. Non penso che sia un caso che oggi abbiamo la Golden Power, non penso che sia un caso il fatto che finalmente anche il nostro Paese abbia iniziato, non in maniera ancora sufficiente, a ragionare sulle maggiori tutele, ad esempio delle filiere strategiche e così via, perché cosa ci si è accorti? Che certo che è tanto bello quando viene la BAT a Trieste, però io la dico così, la BAT assolve una funzione sociale. Io oggi faccio una denuncia. Noi abbiamo un'impresa grande che siamo contentissimi di avere a Trieste,
ma noi abbiamo, ad esempio, delle lavoratrici e dei lavoratori che sono usciti dalle crisi industriali. Qualcuno è in grado di chiedere e di esercitare nei confronti, ad esempio, di un'impresa come quella, la possibilità di farsi carico in maniera diretta, non indiretta, almeno di una parte delle uscite industriali, delle crisi industriali, ad esempio della Tirso o di altre aziende? Perché se invece la risposta è, come ci siamo sentiti dire, è il mercato, e allora noi siamo nelle mani del mercato e significa che io impresa decido sul territorio, usufruisco di incentivi fiscali o usufruisco di varie forme incentivati, perché capiamoci, le imprese non sono dame di carità. La BAT, esattamente come tante altre imprese, sono venute ad investire, per fortuna a Trieste, sulla base del fatto che hanno trovato delle condizioni e degli incentivi che naturalmente, giustamente, la Regione e lo Stato consente di darti. A fronte di questo possiamo avere delle garanzie? Si possono produrre delle politiche in cui almeno una parte delle crisi industriali vengono riassorbite nelle imprese che sono in fase di sviluppo, o mi devo sentir dire dall'impresa che io faccio riferimento al mercato e quindi ti voglio giovane, professionalizzato, con esperienza 20 anni, decennale? Perché è questo che ci sentiamo dire, e quindi quelle lavoratrici rimangono disoccupate. Allora il tema è esattamente quello che dice lei: se in una società viene meno la funzione sociale d'impresa e si ragiona solo sull'utile, sul capitale e sul mercato, è chiaro che è quello che noi abbiamo davanti. Io entro, investo fin quando il mio investimento è redditizio, nel momento in cui ho un'occasione migliore me ne prendo e me ne vado, e se poi un paese non è in grado di mettere anche delle regole che a fronte di quegli incentivi magari mi li restituisci o non te ne vai in maniera così, succede quello che noi abbiamo sotto gli occhi di tutti, Startech. Allora siamo in attesa trepidante, perché devo dire, io ho assistito all'ultimo passaggio, diciamo, ero in collegamento da remoto al MIMIT, siamo preoccupati, non abbiamo visto, cioè in quell'occasione non sono state date alcune garanzie, io sull'affidabilità, come posso dire, dell'impresa nutro seri dubbi. Su questo adesso dobbiamo dirci che siamo in attesa di capire se alcuni passaggi che il Ministero ha indicato, diciamo, all'impresa verranno fatti nei tempi, nei modi in cui il Ministero sostanzialmente ha detto, a partire, se non sbaglio, dalla data del 23, che dovrebbe essere sostanzialmente quasi in procinto della scadenza dell'ammortizzatore sociale, che è legato a cosa? È legato sostanzialmente anche alla concessione, allo sviluppo stesso dell'ammortizzatore sociale, la solidarietà in cui molti lavoratori sono presenti, e che è legata al piano industriale. Perché se c'è un piano industriale che viene portato avanti, che sia in grado di portarlo avanti, c'è l'ammortizzatore sociale, se no diventa difficile anche la concessione dell'ammortizzatore. Vedremo nei prossimi giorni, perché il tema, lo dico, certo per quei lavoratori è se tu pigli la paga alla fine del mese, ma non è che se la pigli ad ottobre e poi non la pigli per i prossimi 20 anni abbiamo risolto il problema. Il problema qui è che è venuta un'impresa che ha proposto un piano industriale che doveva far uscire sostanzialmente da quella situazione di impasse e di crisi, ci ritroviamo con un'impresa che non ha sostanzialmente più il capitale necessario per portare a compimento quel piano industriale, e oggi non è in grado di dirci se ci sono altri soci che possono far uscire e garantire che ci siano questi soci. Non dirlo, non serve dirlo, serve, fra virgolette, chiudere con questi eventuali soci e garantire che c'è un capitale sociale che vada nella direzione di quel piano industriale. Ad oggi, da questo punto di vista, non c'è nessuna garanzia, lo vedremo nei prossimi giorni, le parole adesso sono a zero, quindi devo dire, il Ministero ha dato 2 o 3 indicazioni anche di tempi, di date, attendiamo in maniera trepidante, immagino i lavoratori più di noi, la situazione va attenzionata con molta attenzione, mi scusi il gioco di parole, perché è estremamente delicata. Allora, io prima di ringraziare Massimo Marega per essere stato con noi, vi ricordo l'appuntamento di questa sera a Ringa alle 21:10, si inizia con la ormai consueta intervista con il sindaco di piazza, poi ci saranno per il dibattito Lara Di Pace del Partito Democratico, Alberto Polacco di Forza Italia, Gabriele Cinquepalmi di Fratelli d'Italia e Alberto Pasino della lista Russo. Rapidamente, di che cosa si parla oggi e domani? Allora, questa mattina, fra pochi minuti, ci sarà l'Accademia della Follia, quindi spettacolo teatrale che riporta alla luce insomma tutto il percorso. Questo pomeriggio ci sarà il dibattito, a partire naturalmente dalla riforma basaliana, ma anche l'esperienza di Rutelli, e arriveremo, diciamo, al sociosanitario. Questa sera invece ci sarà, meteo permettendo, ieri era una giornata fredda, ci siamo spostati nel caso in teatro, altrimenti nella sera nel Rosetto, discuteremo di crisi delle democrazie.
Ok, allora io vi ricordo allora vediamo adesso se mi ricordo. Dunque 13 l'anteprima del telegiornale delle 13:20, 13:20 il telegiornale, 17:55 Trieste in diretta, 19:30 il telegiornale della sera e poi intorno alle 21:10 l'appuntamento con Ring. Io ringrazio Massimo Marega, segretario provinciale della CGIL, per essere stato con noi, ringrazio chi ha telefonato e chi ha scritto, che oggi vi siete comportati bene. Sveglia Trieste torna domani come sempre a partire dalle 7. Passate una buona giornata.